Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, siamo in diretta anche per questo lunedì 10 gennaio per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica in un giorno che segna il ritorno a scuola di centinaia di migliaia di ragazzi, anche in Veneto, con troppi forse nodi irrisolti. Tra l'altro oggi scattano anche le nuove regole volute dal governo in materia di Super Green Pass. Servirà per accedere agli alberghi, agli stabilimenti termali, alle piscine, alle palestre, ma anche per salire semplicemente sui pullman, anche quelli del trasporto pubblico locale, anche se ci sono delle deroghe, come vi abbiamo raccontato anche ieri sera nel corso del nostro telegiornale. Ma è tutto in evoluzione, in una giornata per l'appunto contrassegnata davvero da tante incognite. Oggi avremo tanti ospiti, tante storie e numerosi collegamenti dal territorio, perché la situazione va monitorata a fondo. Per il momento do il benvenuto a Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco, che ci spiegherà cosa sta facendo lui sul fronte delle scuole e potrebbe diventare un modello non solo per la Marca trevigiana ma per tutto il Veneto. Buongiorno Durighetto. Buongiorno, buongiorno. E buongiorno anche al presidente di MOM, la società dei trasporti della Marca trevigiana, Giacomo Colladonna. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei, grazie dell'invito. E grazie a lei per essere sempre disponibile, perché ultimamente, Presidente, ci vediamo e ci sentiamo molto spesso, perché il settore dei trasporti sta diventando un po' il collettore, chiamiamolo così, di normative in continua evoluzione, di strategie che spesso non sono uniformi, e diciamo che oggi scatta questo Super Green Pass anche per salire sui pullman, generalmente è così. Dovrebbe scattare oggi, perché il decreto che è stato pubblicato sabato dice così, però ieri abbiamo avuto anche notizia di una ordinanza da parte del Ministro Speranza, del Ministero della Salute, che al comma 2 in qualche modo ci ha creato dei problemi interpretativi. Questa ordinanza, che sembra sia stata fatta per dare una deroga per l'accesso e l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti soprattutto dalle isole verso Venezia, al comma 2 in qualche modo ci crea dei problemi interpretativi, perché sembra che questa deroga, che questa deroga sia poi estesa anche ai mezzi di trasporto scolastico dedicato. Allora bisogna capire cosa vuol dire dedicato e bisogna capire come comportarci. Noi avevamo già la nostra organizzazione pronta a richiedere il Green Pass rafforzato, adesso ci troviamo con un dubbio oggettivo. L'ordinanza è di ieri alle 11:02, io mi sono sentita col prefetto di Treviso, che è l'autorità preposta a dare informazioni ovviamente su questa situazione qua, e di concerto con il prefetto abbiamo pensato di usare anche il buonsenso. Esatto. Buonsenso vuol dire cercare di capire come comportarci con i ragazzi e quindi fare un controllo che sia informativo e preventivo e non assolutamente repressivo. Ecco, sono d'accordo anche con Sua Eccellenza il prefetto che se ci sono delle comunicazioni diverse che arrivano dal Ministero, sarà cura del prefetto darci comunicazione immediata anche sul modo che dobbiamo operare nei confronti dei nostri utenti. Tra l'altro, Presidente, ci siamo sentiti ieri sera, poi ho parlato anche con la prefetta, che è sempre molto disponibile, e questa è la linea tracciata un po' dalle prefetture del Veneto, però il testo dell'ordinanza, come diceva lei, è davvero oscuro. Possiamo anche vederlo. Questo è il comma 2 che dice per il medesimo periodo stabilito al comma 1, quindi dal 10 di
di gennaio al 10 di febbraio, la deroga per le isole minori, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo. Il problema qual è? Lo dico anche a chi ci sta seguendo da casa, che fino ad oggi l'espressione, la locuzione trasporto scolastico dedicato è stata utilizzata spesso per gli scuolabus, anche nelle FAQ del governo e del ministero dei mesi scorsi. Quindi qui si è scatenata in qualche modo la tempesta interpretativa nella giornata di ieri e siamo un po' alle solite. Diciamo così, Coladon, per chi ci sta seguendo da casa, si opta per il buonsenso e in questi giorni, a meno che non ci sia una presa di posizione diversa da parte del Ministero, continuerete a chiedere il Green Pass base agli studenti che vanno a scuola. Questo possiamo dirlo. Questa è l'indicazione, anche perché se leggiamo bene il secondo comma parla di studenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. Certo. Ovviamente la scuola secondaria di secondo grado non è che usano gli scuolabus, usano il trasporto pubblico locale. E poi è anche vero che noi abbiamo sì dei servizi dedicati per gli studenti, ricordo le navette per esempio che dalla stazione vanno verso gli istituti, sono dedicati, ma abbiamo anche dei servizi particolari che arrivano giù da Valdobbiadene piuttosto che da Montebelluna, che sono dedicati esclusivamente agli studenti. Quindi è difficile fare una differenza tra dedicato e non dedicato. E quindi in questo modo credo che sia giusto, come è stato interpretato dai prefetti veneti, che ci sia l'uso del buonsenso. Quindi non privilegiare i ragazzi che vanno a scuola, chiedere il base e aspettare disposizioni più precise da chi ha emanato questa ordinanza. Voi i controlli, Presidente, continuate a farli in salita, prima della salita sul pullman dei ragazzi? Sì, e se troviamo qualcuno che non ha rinforzato, ovviamente gli diamo le indicazioni. Avevamo già concordato col prefetto una linea di questo tipo, che la prima settimana doveva essere una settimana informativa per i ragazzi. Non tutti possono essere a conoscenza delle 1000 disposizioni che vengono emanate in ogni momento. Io ricordo anche che nel decreto, per esempio per i dipendenti, gli autisti dei mezzi pubblici, io dovrei avere il rinforzato, se ha più di 50 anni dovrei avere il base sotto i 50 anni. Lei capisce che avere un'organizzazione che mette questi paletti è difficile poi generare un'organizzazione perfetta anche nell'ambito del trasporto pubblico, che ricordo è piuttosto complicato gestirlo. Anche per questo lei più volte ha chiesto al governo, alle istituzioni competenti, un obbligo generalizzato perlomeno per i lavoratori, andando al di là del limite di età. Io credo che non si possa pensare a un limite di età. Nel caso specifico nostro, l'autista che è a contatto con il pubblico, con i ragazzi, deve avere rafforzato, quindi avere l'obbligo di vaccinazione. L'assurdo è che se io monto per 10 minuti in autobus come utente ho l'obbligo del rafforzato, mentre chi resta 6 ore a guidare il mezzo e ha 49 anni può avere quello base. Lei capisce che questo è un controsenso? È paradossale, è paradossale. Sindaco Durighetto, queste sono le parole e la posizione di buonsenso adottata da MOM e dalla Prefettura di Treviso. Lei è amministratore del territorio, tra l'altro Zero Branco è uno dei comuni più giovani della Marca e d'Italia in generale, quindi avete tanti ragazzi. Fa bene Coladon a optare per questa linea? Ma direi assolutamente sì. Poi non è la prima volta che noi amministratori locali, o come nel caso del Presidente Coladon, chi poi si trova a gestire operativamente i servizi del territorio, ci troviamo a dover interpretare delle normative che, essendo di carattere nazionale, sono scritte erga omnes, cioè valgono per tutti, e poi ognuno deve cercare di declinarlo secondo buon senso o secondo il proprio territorio. Ecco, anche su questo aspetto, chiaro che l'ordinanza di ieri per noi amministratori locali, quindi sindaci, è stata
una manna dal cielo, perché ha consentito per il trasporto scolastico, che per noi è assolutamente dedicato, di avere un po' più di tranquillità e di serenità nella gestione. Però capisco anche che questo mette in crisi invece le aziende di trasporto, che si trovano ad avere a che fare con dei distinguo che non sono possibili. È impensabile che per ognuno degli utenti della MOM si faccia un discrimine rispetto all'età, a quale tipo di Green Pass deve avere, a quale tipo di biglietto deve avere. È difficile, per non dire impossibile. Quindi da questo punto di vista, una volta di più, io mi congratulo con il Presidente Colladon e con il Prefetto di Treviso, dottoressa Laganà, perché anche in questo caso ci deve sempre essere un po' di buon senso alla base. Se ci fosse stato forse anche in altri frangenti, magari non ci sarebbero state delle incomprensioni che ogni tanto purtroppo si sono create. Intanto, per esempio, da Verona, ringrazio Lina Paronetto per la notizia, l'azienda di trasporti Scaligera, la TV, comunica di aver fatto dei controlli appunto sull'utilizzo del Super Green Pass, ovviamente tra i soggetti non studenti, perché questa è la linea, e su 1200 passeggeri ha elevato 2 sanzioni, e 2 sono stati fatti scendere dal bus perché sprovvisti della certificazione verde rafforzata. Colladon, anche qui sul fronte dei controlli invece non degli studenti, ecco, perché sappiamo che in questo caso vige la deroga, per tutti gli altri, per quelli che non vanno a scuola, come vi muovete? Il controllo si fa sempre in fase di salita o anche durante la corsa? Allora, noi di solito facciamo in salita, perché credo che sia il momento giusto per dire a una persona che non può salire in autobus se non ha il Green Pass base prima e poi l'ha forzato adesso. E questo lo facciamo perché noi riteniamo che il nostro compito sia quello di fare un controllo preventivo e non repressivo. Noi non possiamo mettere le sanzioni e non possiamo sanzionare l'utente che non ha la certificazione verde a posto. Sono le forze dell'ordine che hanno questo compito e che quindi le forze dell'ordine sono quelle che sono preposte a fare dei controlli molto più mirati. Noi lo facciamo in salita, anche sulle persone ovviamente non studenti, dando delle indicazioni e cercando ovviamente di aiutare l'utente nella sua... Le norme escono ogni giorno, sono di difficile comprensione, quindi dobbiamo aiutare anche gli utenti. Ecco, più in generale, Presidente Colladon, come è andata questa prima giornata di ritorno in classe dal punto di vista organizzativo? Ci sono state, che ne so, delle malattie tra gli autisti, perché appunto poi al di là del discorso Green Pass, non Green Pass, tante persone sono anche in quarantena e stanno influendo statisticamente nell'organizzazione di tante aziende in Veneto. Che panoramica ci può fare? Allora, per quanto riguarda la mia azienda, ma credo non sia tanto diversa dalle altre, in questo momento mi mancano 70 autisti su 475. Diciamo che una trentina sono quelli gli irriducibili, che ovviamente non si fanno nemmeno il tampone, e un gran numero, oltre 40, sono quelli che sono in malattia, ma tanti sono in quarantena e quindi c'è anche questa aggravante. Poi abbiamo un certo numero di persone che sono in permesso. Questo ovviamente ci crea un problema organizzativo che stiamo cercando già dal 15 di ottobre di risolvere con un impiego di tutto il personale che abbiamo all'interno dell'azienda, quindi non solo adibito a conducente, ma anche se ha la patente, il meccanico, piuttosto che l'impiegato, piuttosto che il verificatore. Abbiamo chiesto poi anche ai conducenti di dare la loro disponibilità sugli straordinari. Abbiamo più di 80 persone che hanno dato la loro disponibilità e questo ci aiuta ad avere un impatto su corse non previste limitato, e diamo circa dall'1 al 2% di corse non programmate. Quindi riuscite a garantire il servizio quasi al 100%, e questo in attesa dei rinforzi che arrivano la prossima settimana. Sì, noi abbiamo fatto un concorso ancora a metà di dicembre, ovviamente ci sono dei tempi tecnici, bisogna fare una visita
medico-psicotecnica. Noi il giorno 17, quindi lunedì prossimo, avremo circa 15 assunzioni di nuovo personale che adibiremo a fare ovviamente l'autista, e quindi questo ci aiuterà a garantire, spero, tutte le corse che abbiamo, che ricordo sono 3.500 al giorno. Presidente Coladon, faccio a lei una domanda, poi la rifaccio anche a Durighetto, ed è un po' il tema di Ring questa sera, il sondaggio che stiamo proponendo già da ieri. Scuola, era giusto chiudere? Questa è la domanda che vi stiamo ponendo, e i numeri di riferimento per rispondere, per dirci la vostra, sono sempre gli stessi: 0422 1626 691 se sì, quindi era giusto chiudere, quindi riprendere l'attività scolastica con la DAD, no, il numero in rosso 0422 1626 690. Stanno arrivando migliaia di telefonate. Lei cosa si sente di rispondere, Coladon? Io, come responsabile di un'azienda di trasporto pubblico, ovviamente facevo il tifo per la riapertura delle scuole, nel senso che la mia azienda ovviamente vive al 75% di abbonato di studenti, e quindi la mia speranza era quella della riapertura. Devo dire che adesso il numero di abbonati sono circa metà di quelli che di solito abbiamo, anche perché immagino che le famiglie abbiano ovviamente delle perplessità, e quindi il rinnovo degli abbonamenti di gennaio, ad esempio, noi ne abbiamo mediamente 29.000, oggi ne conto circa 16.000, quindi le famiglie sono attente, stanno ovviamente pensando, hanno avuto paura, hanno dei dubbi, e questo è logico che sia così. Però se chiede a me, come responsabile dell'azienda del trasporto pubblico, io speravo che le scuole... La risposta, diciamo così, è obbligata. Durighetto. Da sindaco, ma anche da papà, mi sento di dire che non sarebbe stato giusto, non è giusto chiudere la scuola adesso, dopo 2 anni che stiamo cercando di gestire questa situazione senz'altro difficile e anomala. Nessuno di noi era preparato, nessuno sapeva come affrontarla, però sarebbe stata probabilmente una sconfitta chiudere o procrastinare l'inizio delle scuole. Piuttosto io resto dell'idea, e poi magari ne parleremo a Zero, abbiamo cercato di agevolare il più possibile la vita delle famiglie e degli studenti, quindi cercare di incentivare magari il piano di vaccinazioni per i ragazzi, per i bambini, e al contempo di dare tutto il supporto necessario. Già abbiamo avuto situazioni in questi giorni di festa di famiglie intere chiuse in casa in quarantena. Non sarebbe stato comunque giusto per i bambini tenerli a casa ancora, magari in DAD. Poi adesso c'è anche una modifica normativa, parlavamo prima dell'interpretazione delle ordinanze, ma anche rispetto alle malattie, per i contatti di casi positivi o quando il proprio figlio è a contatto di positivo. Adesso anche diciamo così, la famiglia ha bisogno di strutturarsi, ma come si riesce a seguire un bambino a casa in DAD, magari un bambino delle elementari, se non c'è a casa o il papà o la mamma? E non tutti possono permettersi di rimanere a casa con i propri figli, o il datore di lavoro gli può concedere di rimanere a casa con i propri figli. Perché vorrei chiedere al Presidente Coladon, se lei avesse 50 autisti a casa con i propri bambini, perché i bambini devono seguire la DAD, probabilmente anche un'azienda come MOM andrebbe in difficoltà. Certo. Questo, se lo riproponiamo su scala regionale o nazionale, probabilmente ci rendiamo conto che sarebbe ingestibile. Poi qui si pone anche un tema meramente economico sul riconoscimento poi di queste quarantene per contatto, perché per l'appunto c'è ancora il fronte aperto con l'INPS, e quindi il riconoscimento poi di questo come un periodo di malattia o meno. Presidente Coladon, la ringrazio come sempre per la sua disponibilità e buon lavoro. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci, Presidente. Durighetto, parlavamo prima, ma poi ci ritorneremo, di questo modello Zero Branco. Noi lo abbiamo in qualche modo raccontato alcune sere fa al telegiornale, e di fatto avete implementato una sperimentazione accanto all'ULSS 2 Marca Trevigiana, accanto al dottor Roberto Rigoli, che adesso è direttore dei servizi sociosanitari dell'ULSS, per consentire alle famiglie di agevolare
il ritorno in classe dopo un periodo di quarantena. Ci spieghi questa sua iniziativa? Sì, allora, l'iniziativa in realtà parte da un'altra iniziativa che ero venuto qua a raccontarvi un anno fa, cioè quando abbiamo deciso di fare uno studio rispetto alla coesione sociale all'interno del mio comune, e quindi quel famoso progetto sviluppato con l'Università di Padova. Ebbene, anche come conseguenza di quel progetto abbiamo rilevato la disponibilità da parte di alcuni medici e alcuni infermieri del mio territorio di mettersi a disposizione gratuitamente rispetto alle esigenze della popolazione. Ebbene, la cosa che continuavamo a chiederci noi era: com'è possibile che classi intere o bambini, famiglie con figli minori siano costretti a fare ore e ore di coda nei punti tampone della dogana o di Casier, nel mio caso, che sono quelli più prossimi, e non si potessero invece aiutare o agevolare per fare in modo che anche quel momento, che purtroppo per alcuni bambini è anche leggermente traumatico, potesse essere vissuto invece in maniera più semplice, più immediata, più rapida, e in qualche modo riuscire a dare risposta a questa esigenza. Ebbene, grazie, come ricordava lei, alla collaborazione col dottor Rigoli, con la conferenza di sindaci e con Luis, abbiamo iniziato a sviluppare un punto tamponi locale, se così possiamo chiamarlo, all'interno del municipio di Zero Branco. E qua vediamo le immagini del nostro Lucio Zanato. Sì, noi siamo partiti in sostanza con una classe che finiva la quarantena il giorno 27 e abbiamo fatto questo test. Lui ci ha fornito i macchinari, i tamponi e la formazione necessaria. Noi siamo partiti con 3 infermieri e 2 medici volontari, quindi che prestano la loro opera completamente gratuita. E adesso, da distanza di 15-20 giorni, siamo già arrivati ad avere più di 10 infermieri che hanno dato la disponibilità, alcuni OS, e adesso siamo a 3 medici di base. Quindi il gruppo sta crescendo. Quella del 27, come dicevo, è stata una prima volta. Abbiamo da lì un po' cercato di capire come questo meccanismo, se funzionasse e se eventualmente potesse essere implementato. Abbiamo fatto il 29 una conferenza dei sindaci dove col dottor Rigoli abbiamo rappresentato la nostra situazione. Anche lì è stato bello, vedere che praticamente all'unanimità la conferenza ha riconosciuto questa come una possibilità, una strada da poter provare a percorrere, e già adesso siamo a più di 70 municipi che hanno dato adesione a questo progetto. Naturalmente è un progetto che deve essere ancora affinato, sgrezzato. Certo. Noi abbiamo fatto altri 2 test. Uno, tra l'altro, nel secondo avevamo più di una novantina circa di persone, quindi stiamo parlando anche di numeri che sono importanti, magari non per noi che nell'arco di 1 ora e mezza, 2 ore riusciamo a sviluppare tutti i 90 tamponi, ma per andare a sgravare invece i punti classici, quelli della dogana, come dicevo, quelli di Casier, da il caos che purtroppo abbiamo visto, che stiamo registrando da giorni, con un tracciamento che di fatto è andato in tilt, come di fatto ammesso anche da tutti, compreso il presidente della regione Luca Zaia. Quindi, tra l'altro, proprio ieri il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi ha detto che in questi giorni ci saranno ulteriori incontri con i sindaci proprio per avviare su larga scala questo progetto che lo stesso Benazzi ha chiamato progetto scuola. Quindi di fatto tanti comuni della Marca si comporteranno come Zero Branco, reperendo infermieri e personale sanitario a chilometro zero di fatto, perché di questo si tratta. Questi operatori poi vengono in municipio o nei luoghi che saranno individuati dalle amministrazioni per operare a titolo volontario. Mi ricordo che avevamo raccontato la storia di un'infermiera appunto zerotina che aveva appena smontato il turno di notte, Roberta, dalla terapia intensiva del Cafoncello. Sì, devo dire che effettivamente questo progetto, se può svilupparsi, se può funzionare, è solo grazie all'impegno e alla gratuità offerta da personale altamente specializzato, perché, come ricordava lei, all'interno del nostro team abbiamo infermieri che hanno un'altissima specializzazione e quindi loro stessi riescono a ricavare, togliendo tempo alla famiglia e ai propri hobby, però riescono a ricavare il tempo necessario per dare sollievo in sostanza ai bambini e alle famiglie. Nel caso specifico poi, in questi giorni, con la riapertura delle scuole,
noi siamo pronti e siamo, diciamo così, attivi proprio perché alla prima segnalazione si possa già agire da subito per, come dicevo prima, rispetto alla domanda che stasera verrà posta anche agli ospiti di Ring, anche per cercare di dare un po' di tranquillità alle famiglie e ai ragazzini perché la scuola possa continuare e non si debba bloccare magari come è già successo in altre situazioni, con un inizio e poi dopo un mese neanche a casa tutti quanti. Ecco, diceva bene il sindaco, mi dà l'assist, gli ospiti di Ring di Ferdinando Avarino, del nostro vice direttore, questa sera saranno Carmela Palumbo, che è dirigente scolastica della regione del Veneto, Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI regionale, Lorenzo Damiano, una storia che vi abbiamo raccontato più volte, il Novax pentito, che adesso appunto invece è uno dei testimonial più preziosi per la campagna di immunizzazione, Giacomo Possamai, che è consigliere regionale del Partito Democratico, e Marco Bonet, giornalista, collega del Corriere del Veneto. Questa sera gli ospiti di Ring. Scuola era giusto chiudere? Questa è la domanda, è un po' il mantra di questa giornata, di questo lunedì 10 gennaio, contrassegnato tra l'altro da una notizia di cronaca che arriva da Bassano, perché la Guardia di Finanza bassanese ha denunciato un fisioterapista che, pur non essendo vaccinato contro il Covid, esercitava abusivamente la professione all'interno di una struttura dove si eseguivano trattamenti anche di riabilitazione respiratoria. L'uomo, al termine di alcuni accertamenti, è risultato sospeso dall'esercizio dell'attività sanitaria vista la scelta di non vaccinarsi. I militari hanno anche provveduto al sequestro in via preventiva dell'ambulatorio privato che era stato ricavato all'interno di un negozio di erboristeria. Queste le immagini che arrivano da Bassano. Adesso noi ci fermiamo, Durighetto resta con noi, arriva l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin per un aggiornamento sul Covid in questa giornata particolare, poi tanti collegamenti da Venezia e Padova, dove oggi arriva il ministro Gelmini per lanciare a livello nazionale il PNRR. A fra poco. Nuovo in diretta per raccontarvi questo lunedì di ripartenza a nord-est, un termine molto abusato questo di ripartenza, ma ormai qui è un continuo nuovo inizio. Dico bene, assessore Lanzarin, buongiorno e ben ritrovata su Antenna 3. Buongiorno, ma sicuramente questo lunedì 10 gennaio è un lunedì particolare, nel senso che arriviamo sicuramente da 15 giorni di stop natalizio e soprattutto arriviamo in un momento in cui sappiamo c'è una forte circolazione del virus, e dopo non dimentichiamoci che oggi sono ripartite le scuole e qui effettivamente c'è molta attesa. Ecco, tra l'altro partiamo dai dati come sempre, assessore. Questo è il bollettino della Regione del Veneto con azienda zero. Sappiamo poi che la domenica subisce sempre una flessione fisiologica, quindi 7.492 nuovi casi di positività riscontrati in tutto il Veneto, con buona parte delle province attorno ai 1.500 nuovi casi, ma come sappiamo cartina di tornasole dell'emergenza è il dato ospedaliero che lei, assessore, monitora sempre, quindi 1592 persone ricoverate in area non critica, 215, quindi c'è un aumento, vado a memoria, nelle terapie intensive. Questo cosa significa a livello di colorazione? Tra l'altro, ecco, lo do come un numero, ma fa sempre male dare questo numero: 23 decessi. Ma allora, cosa noi stiamo osservando? Come diceva lei, la domenica e i giorni festivi sono sempre giorni particolari in cui abbiamo un calo del numero dei positivi e del numero dei tamponi, perché ricordiamoci che abbiamo avuto punte di 18.000, 21.000 di positivi giornalieri, la punta più alta, 14.000, oggi siamo a 7.492, quindi è chiaro che questo è un calo fisiologico legato ai fine settimana. La parte ospedaliera chiaramente cresce in maniera più graduale, però cresce, quindi dobbiamo dirlo che sta crescendo.
tant'è che noi siamo già al 20% per quanto riguarda l'area non critica e il passaggio in zona arancione è il 30% e al 19% il monitoraggio di venerdì sto parlando per quanto riguarda le terapie intensive, e lì il dato è il 20%, quindi di fatto insomma l'abbiamo già raggiunto. La parte dei ricoveri sta crescendo, noi siamo oggi in fase 3 per quanto riguarda il piano regionale e vediamo che carichiamo quasi ogni giorno una trentina, quarantina, anche cinquantina di persone in area non critica. Questo chiaramente si accompagna con un numero elevato dei positivi che vengono trovati. E quindi c'è da aspettarsi un Veneto in arancione già dalla prossima settimana, nella seconda parte? No, perché voi sapete che poi la cabina di regia ha i dati di una settimana precedente, no? Quindi secondo me rimarremo gialli anche tutta la settimana prossima, quindi la cabina di regia di questa settimana, di venerdì di questa settimana, non credo ci porterà in fase in area arancione. Forse probabilmente quella dell'altra settimana ci porterà in area arancione, perché avremo raggiunto i due parametri del 20% delle terapie intensive e del 30% dell'area non critica. Che poi, ecco, noi soprattutto giornalisticamente ci concentriamo sulla colorazione delle regioni, in realtà con i provvedimenti che sono stati presi dal governo poi in termini pratici poco cambierà. Cambia pochissimo, obiettivamente cambia pochissimo, perché con gli ultimi due decreti, quindi quello prima della Befana, per capirci, quello della settimana precedente, che già hanno inserito tutta una serie di misure restrittive, di fatto sono già le misure dell'area arancione. Poi adesso sappiamo che per accedere quasi ovunque c'è bisogno del Green Pass rafforzato, del Green Pass base, quindi di fatto diciamo non ci sono grandi stravolgimenti da questo punto di vista, io credo. Assessore, ecco, questo facciamo bene a sottolinearlo, poi il nostro faro devono essere i posti di letto occupati negli ospedali, è quello il tema sostanzialmente. Le faccio la domanda che stiamo ponendo a tutti i nostri ospiti e che è materia del sondaggio di questa sera a Ring, che segue un fine settimana contrassegnato da tante dichiarazioni, no? Su tutte quella del Presidente Luca Zaia, che sta chiedendo un pronunciamento definitivo, quantomeno più che definitivo, forte comunque da parte del CTS. Scuola, era giusto chiudere? Le faccio questa domanda, Assessore, cosa si sente di rispondere? Allora, partiamo dal presupposto che tutti noi siamo consapevoli e d'accordo che la scuola sia necessaria in presenza, perché abbiamo capito che chiaramente il periodo di lockdown ha portato dei danni grandissimi. Noi l'abbiamo visto anche rispetto appunto ad alcuni accessi nuovi ai servizi per quanto riguarda appunto disagio sociale, disturbi del comportamento e quant'altro, quindi la mancata socialità ha effettivamente creato grossi problemi. È altrettanto vero che però l'interrogativo che tutti i governatori si sono fatti, su cui insomma c'è stato il confronto, era ed è relativo al fatto di questo quadro epidemiologico, cioè un aumento così esponenziale dei contagi e soprattutto la poi effettiva e pratica necessità di dover chiudere di fatto, perché io credo domani avremo reso conto di questa prima giornata di scuola, ma molte classi non saranno partite, perché tra quarantene interne e tra insegnanti in quarantena, in isolamento, oppure malati, oppure non vaccinati e sospesi, noi avevamo una fotografia e anche la dottoressa Palumbo ci aveva informato che effettivamente molte criticità ci sono. Quindi la preoccupazione era proprio questa ed è questa, quindi se era opportuno forse fare una riflessione molto più articolata e molto più complessiva, ma soprattutto che il CTS, che è l'organo scientifico deputato, mettesse in evidenza se c'è un rischio epidemiologico rispetto quindi a una maggiore circolazione del virus, perché poi il problema della circolazione è legato all'impatto che questi numeri hanno sul sistema sanitario. Noi giustamente parlavamo degli ospedali, dei posti letto occupati, però c'è un intero sistema sanitario che sta andando un po' in tilt, i punti di vaccinazione, i punti tampone, le prestazioni sospese, insomma è un sistema che oggi effettivamente sta soffrendo molto, è molto in difficoltà.
Esatto, quindi abbiamo questo problema del tracciamento che dicevamo anche prima, di fatto è in tilt, quindi scopriremo di fatto, Assessore, a metà settimana che aria tira nelle scuole. Possiamo però fin da ora dire che il rischio è quello di una falsa partenza. Ma su questo mi auguro di no, insomma, proprio per l'aspettativa che c'era rispetto alla partenza il 10, insomma, questa giornata di oggi. Noi proprio nel primo pomeriggio faremo il punto della situazione con la prevenzione all'ufficio scolastico e cercheremo anche di capire bene l'ultimo protocollo del Ministero, perché non è semplice rispetto anche a le incombenze che sia il sistema di prevenzione, il sistema sanitario ma anche il sistema scolastico devono mettere in atto, e quindi la volontà è quella poi di rendere un po' più semplice e soprattutto capire quali canali aprire quando quindi si verifica il caso, 2 casi, scuola primaria inferiore, scuola primaria secondaria superiore di primo e di secondo livello, insomma. Quindi oggi faremo questo punto della situazione con l'ufficio scolastico e la prevenzione regionale per poi mettere un po', diciamo, in piedi quello che è il nostro sistema di monitoraggio, di verifica e di applicazione del protocollo. Abbiamo già detto che è molto difficile il protocollo, quello, non so, ci riferiamo alle scuole elementari, che prevede che quando c'è un caso positivo scatta l'autosorveglianza, quindi vuol dire che i bambini rimangono in classe, ma noi dovremmo fare un tampone al T0, quindi il giorno successivo che viene scoperto questo caso positivo, e dopo 5 giorni. Allora, noi sappiamo che oggi siamo molto in difficoltà a applicare questo protocollo. Si aprirà rispetto alle farmacie, che è previsto all'interno dell'ultimo decreto che anche le farmacie possono aiutarci in questo screening, però sappiamo, io insomma ho sentito, insomma sono con le categorie, gli ordini, sono in contatto quotidiano, anche loro sono molto in difficoltà in questo momento, perché anche per loro la mole di lavoro e di congestione all'interno delle strutture è oggi molto pesante. Un aiuto, Assessore, potrebbe arrivare dai comuni. Prima abbiamo illustrato il modello zero branco. I comuni della Marca si stanno attrezzando per fare i tamponi nei municipi con personale sanitario del posto che opererà a titolo volontario, proprio per consentire ai bambini in quarantena di testarsi senza le lunghe file, i Covid point che ben conosciamo. È un modello che può funzionare anche per tutto il Veneto? Ma sicuramente io non posso che ringraziare gli enti locali, i comuni, che fin dall'inizio sono con noi al nostro fianco in tutta questa battaglia, in tutta questa emergenza, quindi il loro è un lavoro importante, fondamentale e che effettivamente ci ha accompagnato e ci sta accompagnando. Sicuramente se ci saranno delle situazioni di questo tipo vanno a dare una mano concreta. Il problema, io credo, non è tanto negli spazi quanto nel personale, nel recuperare personale poi che possa effettuare questi tamponi, perché oggi il sistema è molto in difficoltà, perché comunque c'è una carenza importante, se non drammatica, del personale tutto, e quindi bisogna trovare il personale poi per aprire anche questi presidi, diciamo, dislocati nelle varie municipalità, che possono essere effettivamente, diciamo, d'aiuto. Noi avremo anche un aiuto, seppur in forza ridotta, da parte dell'Esercito, perché appunto sono state destinate delle unità mobili da parte dell'Esercito per lo screening nelle scuole, che quindi potranno, insomma, anche questi andarci ad aiutare in quei contesti dove sappiamo poi c'è un intasamento un po' più importante. E questo appunto in linea con le indicazioni del commissario Figliuolo. Assessore, sappiamo già quantificare il numero di queste unità militari che opereranno sul territorio veneto? Ma oggi noi avevamo la previsione di una unità per azienda sanitaria, quindi vuol dire per il Veneto 9 unità che sono formate oggi da un dottore e da 2 infermieri, insomma, o un dottore e un infermiere. Poi chiaramente le USL mettevano a disposizione un amministrativo, quindi un amministrativo dell'azienda sanitaria, che era la persona poi che registrava i vari tamponi, le varie negatività o positività all'interno del nostro sistema. Quindi di fatto parliamo di 27 militari se ogni unità è composta da un medico e 2 infermieri, 3x9 quindi per tutte le ULSS e le aziende ospedalieri, 27 quindi sostanzialmente militari messi a disposizione. Non completamente 27, perché in alcune
USL è presente solo un medico o un infermiere, però comunque più o meno la dimensione è questa, insomma qualche unità in meno. Ma è una goccia nel mare o tutto può servire, Assessore? Ma no, a questo punto tutto può servire, anche la previsione inserita nel decreto che non era prevista prima, che quindi le farmacie potranno effettivamente effettuare anche questo screening di autosorveglianza ci va ad aiutare, perché potrebbe essere che poi la classe individui la farmacia del paese, si mettono d'accordo in una sera, appunto in un'ora della serata, per portare tutti i bambini a fare lo screening quando diciamo hanno chiuso gli altri screening. Noi stiamo cercando di mettere giù appunto un protocollo che prevede tutte queste linee, quindi è chiaro che più risorse riusciamo a mettere, più dovremmo dare delle risposte, però è altrettanto chiaro, dobbiamo essere molto molto onesti, che con numeri come quelli che stiamo vedendo oggi è veramente impossibile pensare al tracciamento, al contact tracing, a fare le telefonate, a chiamare, ad avere il tampone in tempo reale, cioè è automaticamente e umanamente impossibile. E verrebbe da dire matematicamente. Assessore, ultimissima battuta, parliamo di tracciamento giustamente, ma il tema esiziale è quello della vaccinazione. Ieri c'è stato un Open Day imponente che ha coinvolto tutte le ULS del Veneto per la fascia pediatrica 5-11 anni. Come è andato e che cosa si può fare di più sul fronte dei vaccini? Per esempio il commissario Figliuolo ieri ha parlato di vaccini anche di notte, è un'ipotesi plausibile anche per il Veneto? Ma allora noi abbiamo i nostri 58 centri vaccinali che sono aperti tutti i giorni, sabato e domenica. Sono stati aperti il giorno di Santo Stefano, piuttosto che il primo dell'anno, piuttosto che la Befana, quindi abbiamo sempre lavorato in continuazione. Noi oggi insomma abbiamo punte di 52.000 somministrazioni giorno. Il nostro target è arrivare ai 60.000 e ci stiamo arrivando, anche perché adesso abbiamo visto che cominciano ad arrivare effettivamente in questi giorni. Oggi parte anche il discorso della vaccinazione per gli over 50, un po' tutte quelle categorie o quelle fasce che con l'ultimo decreto hanno l'obbligo appunto di intraprendere una determinata strada. Quindi è chiaro che noi stiamo potenziando il più possibile. Stiamo cercando di effettivamente andare incontro a tutte le esigenze con sia gli accessi diretti, e ricordiamo che oggi c'è la prenotazione per tutti, quindi qualsiasi persona può entrare nel portale e prenotarsi se è la terza dose, se è la prima dose o comunque insomma se non ha l'appuntamento per la seconda dose, che dovrebbe già averla quelli che devono finire il ciclo primario. Poi, quindi oltre alla prenotazione, noi abbiamo previsto gli accessi liberi per gli over 50, per tutti quelli che vogliono fare le prime dose e per tutta la fascia pediatrica 5-11 anni. Questo per agevolare le categorie che oggi sono quelle che necessitano una vaccinazione prima possibile. E quindi di notte è un'ipotesi suggestiva questa del commissario Figliuolo o... Allora, se serve è chiaro che noi abbiamo aperto anche per il passato i centri vaccinali fino alle 24, alle 23, certo. Quindi se serve noi siamo pronti e quindi non è un problema aprire anche fino a tarda serata i nostri centri vaccinali per agevolare, per facilitare, per avere più slot disponibili. Anche qui però ricordiamoci che c'è sempre un problema legato al personale, nel senso che non possiamo pensare che sia il personale H24 che continua a rimanere, quindi dobbiamo comunque pensare a un'organizzazione di un certo tipo, e tutto questo va a scontrarsi con la mancanza del personale. E questo è il tema. O lo prendiamo dai reparti e lo mettiamo dentro i centri vaccinali, o li mettiamo dentro i centri tamponi per fare tamponi. Le attività sono già state sospese, se aumentano i posti letto però abbiamo necessità di avere personale che assista l'aumento dei posti letto in terapia intensiva, che sappiamo hanno bisogno di un'assistenza molto importante, ma anche in area medica, senza trascurare che abbiamo comunque delle categorie fragili, penso a tutta la parte oncologica, i dializzati, i trapiantati, che comunque hanno bisogno di continue cure e assistenza in maniera ininterrotta, indipendentemente dalla pandemia. Assessore, grazie infinite per la sua disponibilità e buon lavoro. Grazie a voi. Buongiorno. Grazie quindi all'assessore Manuela Lanzarin, referente per la sanità della Regione del Veneto. Sindaco Durighetto, torniamo sempre al tema della carenza di medici, che poi nei territori, nei comuni si traduce in carenza di medici di base e quant'altro.
Sì, se posso, è anche per questo motivo che probabilmente andare ad estendere gli orari dei centri vaccinali o dei punti tampone effettivamente da un punto di vista organizzativo e pratico è impensabile. Ha ragione l'assessore Lanzarini quando dice noi stiamo già facendo tantissimo e stiamo cercando di agevolare al massimo, ma è proprio per questo che un progetto come quello che abbiamo messo in atto a Zero Branco probabilmente potrebbe andare ad aiutare i centri vaccini e i punti tampone dell'UIS, perché stiamo parlando di persone che quando hanno tempo naturalmente, nella loro piena disponibilità, massima disponibilità, ci danno la possibilità di andare a dare risposta direttamente sul territorio senza mandare le persone al centro vaccinale o al centro tamponi. Tra l'altro abbiamo anche una riserva sulla quale tutti i sindaci stanno cercando di capire se si può attingere, che è quella degli infermieri o dei medici che sono magari appena andati in pensione, quindi stiamo parlando di persone che tecnicamente sono formate, sanno come si fa un tampone, sanno come si fa e sono ancora un vaccino, belle attive. sono attivi, sono tra l'altro tutte persone che proprio perché hanno appena finito la loro attività lavorativa sono a posto con vaccini, screening medici e sanitari, quindi stiamo parlando di risorse che potrebbero essere attivate, ritornare utili. Chiedo scusa e finisco, che magari sono difficilmente attivabili in un ambito ampio come quello di una regione o di una provincia o di un US, ma che potrebbero essere direttamente attivati dai loro sindaci o dalle loro comunità. Le lancio una proposta barra provocazione: scrivere una letterina a Figliuolo dove illustra questo modello? Perché magari a volte... No, ci stiamo pensando perché, come dicevo prima, noi abbiamo fatto 3 test, al mercoledì ne avremo un altro, sarà il 4. Noi abbiamo fatto dei test basandoci anche su realtà completamente diverse. Perché? Perché le prime 2 volte nella sostanza il 100% erano ragazzini delle scuole, perché avevamo la chiusura delle quarantene delle classi. È per questo, quando l'assessore dice giustamente ci si può rivolgere in farmacia, benissimo, ottimo, è una possibilità in più e credo sia un andare incontro alle esigenze delle famiglie. Ma noi le altre volte li facevamo all'ingresso della scuola, quindi tu alle 7:30 portavi tuo figlio a scuola, faceva il tampone con te presente, alle 8 eri in classe, perché se hai in automonitoraggio può stare in classe, e tu avevi l'esito nell'arco di un quarto d'ora, ti viene mandato via mail. Da quel punto di vista là credo che sia quanto di più agevole possa esserci per una famiglia. Dopodiché, se riusciamo addirittura ad attivare, come dicevo prima, altre figure professionali che magari non hanno più il titolo attivo, ma perché sono andati in pensione da poco, questo servizio potenzialmente potrebbe strutturarsi anche 2-3 volte alla settimana in cadenza fissa, e quindi anche per le famiglie. avvicinarsi parecchio ai territori. Questa potrebbe essere la ricetta in questo momento particolarmente concitato. I collegamenti dal territorio, vi dicevo prima, giornata importante perché arriva il ministro Maria Stella Gelmini a Padova per lanciare il piano nazionale di ripartenza e resilienza, ma da Padova ci aggiorna Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, l'appuntamento è alle 16 al Teatro Verdi di Padova, dove il ministro Gelmini sarà accompagnato dall'economista Francesco Giavazzi, che è il consulente per il governo. È un momento di incontro con i territori, ci sarà anche uno spazio di dibattito con i cittadini, con le associazioni di categoria. Per Padova saranno presenti il sindaco della città Sergio Giordani e la rettrice dell'Università di Padova Daniela Mapelli. Il Veneto ha destinato come fondi 877 milioni di euro, un po' più di questa cifra, circa il 4% dei fondi totali saranno destinati su vari binari. Te ne cito insomma alcuni più importanti: l'alta velocità e, per quanto riguarda la città di Padova, tutto quel grande capitolo della rigenerazione urbana che parte dal progetto SMART, che è il progetto di collegamento su linea del tram, che dovrebbe tra l'altro sarà insomma utile e di servizio anche per il nuovo ospedale che sorgerà nella zona di Padova Est, quindi a San Lazzaro. Questa è una notizia interessante per tutti i cittadini del Veneto, vista l'importanza insomma dell'azienda ospedale Università di Padova. E poi la rigenerazione anche di alcuni quartieri. Ti dico anche che prima dell'incontro il sindaco di Treviso, presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, avrà un incontro personale con il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini. Sul piatto la partita della mancata assegnazione
dei fondi del bando per le periferie ai comuni del Veneto, solo 7 quelli che li hanno ricevuti. C'è già una mozione della Lega sui banchi del governo da discutere. Il sindaco Mario Conte andrà ovviamente a parlare di questo problema con il ministro Gelmini. Chiara, grazie infinite. Questa sera torneremo a collegarci con te e con Padova, perché appunto i nodi, come ben ci hai illustrato, sono tantissimi, a cominciare proprio da questo braccio di ferro sui fondi per la rigenerazione urbana che riguardano Padova, tutti i grandi comuni del Veneto, ma non solo. Grazie a Chiara Gaiani, a presto, a questa sera e buon lavoro. Prima di collegarci con Venezia, con Filippo Fois, che è già pronto, vorrei un commento a caldo però, sindaco Durighetto, perché sui fondi della rigenerazione urbana c'è uno scontro politico in atto, forse uno degli scontri più pesanti di questo periodo. Sì, diciamo che tra l'altro uno schema simile lo abbiamo visto anche nel bando sport e periferie, che si ricollega a quello della rigenerazione urbana, dove nella sostanza è stato introdotto un indice per il quale la maggior parte dei fondi viene destinato alle aree del centro-sud che sono considerate aree più fragili. Questo però in qualche modo va una volta di più, mi viene da dire purtroppo, a penalizzare tutta la parte del nord. Noi stessi abbiamo partecipato ad alcuni bandi, facevo l'esempio del bando sport e periferie, dove risultavamo tra quelli potenzialmente finanziabili, ma a seguito di questo indice siamo stati esclusi perché sono passati davanti comuni che avevano punteggi inferiori al nostro, ma che si trovavano in un'area considerata fragile e disagiata. Io mi permetto di fare solo una considerazione. Allora, credo che come in qualsiasi famiglia, se c'è bisogno di aiutare chi ha magari un momento di difficoltà e di bisogno, è giusto che lo si faccia. Non ci deve essere mai l'egoismo alla base delle scelte, che siano di natura familiare che di natura politica. Chiaro che però in questo caso, dopo anni di ministeri per il Sud o di casse per il Mezzogiorno, probabilmente bisognerebbe riuscire a trovare una volta di più la quadra. O decidiamo tutti assieme che effettivamente, e così in parte è, il PNRR deve servire per portare tutto il Paese a un determinato livello, e quindi sappiamo già a priori che tutta una serie di fonti di finanziamento non arriveranno nei nostri territori, però ce lo diciamo prima e in qualche modo lo condividiamo tutti assieme. In alternativa purtroppo il rischio è quello che gli uffici comunali, io parlo per i comuni, ma stessa cosa province e regioni, e gli uffici insomma sviluppino progettazioni e sviluppino anche magari, perché no, delle situazioni che possono intervenire su arterie principali. Noi stessi quando facciamo progettazione facciamo su arterie regionali. Certo. E quindi se il mio ufficio ci mette il cuore e l'anima per progettare un qualcosa che ha un impatto che non vale solo per Zero Branco ma anche per i comuni contermini, almeno me lo si dica prima che quel progetto non ha senso, evito di concentrarmi su quello, mi concentro anche perché appunto le cose da fare sono tante per un comune e di fronte appunto a personale sempre più esiguo anche da quel punto di vista. Tra l'altro Mario Conte, ve lo ripeto, presidente dell'ANCI, che fra poco incontrerà il ministro Gelmini, sarà questa sera in studio ospite del vice direttore Ferdinando Avarino. E ci colleghiamo adesso con Venezia, con Filippo Fois e Sandro Ponchio. Grazie Filippo soprattutto per la pazienza. Filippo, il nodo per Venezia oggi, uno dei tanti, è quello del trasporto con le isole. Ne abbiamo parlato all'inizio di questa diretta con il presidente di MOM, la società dei trasporti pubblici della Marca. C'è questa deroga per gli studenti, ma la deroga inizialmente ieri era prevista solo per le isole minori e per la laguna. Che cosa è successo? Dunque, allora diciamo che raramente, probabilmente come in una città come nella città di Venezia, l'avvento del Super Green Pass per quanto riguarda il trasporto pubblico è stata così dibattuta, molto più che l'avvento del normale Green Pass diverso tempo fa oramai. Questo perché, come accennavi tu, Venezia è una conformazione particolare, una grossa parte del suo territorio si trova sulla laguna, e quindi per quello che riguarda la Venezia, gli abitanti della Venezia
Venezia insulare. Il trasporto non è possibile se non prendendo mezzi pubblici, oppure per chi ne avesse la possibilità, ma naturalmente la maggior parte non ce l'ha, è quella di utilizzare imbarcazioni private. Questo significa che isole molto grandi, importanti come il Lido per esempio, che ha 15.000 abitanti, ma poi ci sono le isole di Murano, di Burano, abbiamo anche Pellestrina, siamo più o meno almeno a 25.000 persone che abitano in tutta la Venezia insulare, non avrebbero potuto lasciare la propria isola se non muniti del Green Pass rafforzato. Questo ha scatenato un dibattito anche polemico che si è consumato in questi giorni. Forse ricorderete che qualche giorno fa l'assessore alla mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso, ha annunciato che non ci sarebbe stata alcuna deroga, che il Comune si sarebbe attenuto a quello che era il decreto del governo, per cui chi non aveva la possibilità di viaggiare sarebbe dovuto rimanere a casa fino a che non iniziava il ciclo vaccinale. Ebbene, ieri invece è stata riconosciuta la specificità di Venezia e questo ha portato quindi a una deroga per gli studenti delle scuole primarie e secondarie, che potranno quindi salire sui vaporetti anche senza il Green Pass rafforzato. Un Green Pass serve comunque, ma non quello rafforzato, diciamo, quindi si può salire sui mezzi pubblici grazie al tampone. Anche qui ci sono state polemiche perché naturalmente gli altri abitanti delle isole, quelli esclusi, non sono d'accordo. Erano previste anche delle manifestazioni di protesta agli imbarcaderi, manifestazioni ci sono state anche qui a Venezia in Campo San Geremia. Peraltro, dopo le sue affermazioni, l'assessore Boraso era stato anche fatto oggetto di minacce da parte di non specificati Novax. Comunque su questo indaga la Digos, perché è stata naturalmente presentata apposita denuncia. Tornando a noi adesso, invece, per quello che riguarda gli studenti, almeno fino a circa metà febbraio, insomma, potranno salire tranquillamente sui vaporetti e quindi raggiungere la scuola. Questa deroga vale non solo per motivi di studio, ma anche per comprovati problemi di salute, per cui chi deve muoversi dalla propria isola per motivi di salute può tranquillamente farlo tramite il vaporetto. Ma giusto queste due categorie. Già da questa mattina venivano segnalati in diversi punti di Venezia delle imbarcazioni private i cui proprietari si erano offerti spontaneamente di fare operazione di traghetto. Prima non l'ho citata, ma c'è un'altra isola molto importante di Venezia, che è quella della Giudecca, molto vicina alla città, ma comunque divisa da un canale, per cui c'è bisogno comunque di un'imbarcazione per poter raggiungere Venezia. Lì per esempio ci sono stati, sembra che ci siano stati dei servizi di traghetto. Cristian. Beh, quindi servizi non legali. Beh, in realtà lo stesso assessore Boraso ha detto che l'alternativa, prima che arrivasse la deroga, era quella del trasporto privato, per cui se un amico o qualcuno decide di darmi un passaggio, non credo che ci siano quindi, diciamo, problemi. era a titolo solidaristico, diciamo. Se venissero a titolo solidaristico, perché diciamo, se venisse fatto come dici tu in forma commerciale, magari con diversa gente, certo, che sale in barca e in situazioni anche di un agglomerato che può essere pericoloso sul fronte ai contagi, ma diciamo questo ancora non lo si è visto, ecco. E diciamo che la deroga ha in qualche modo disinnescato eventualmente dei fenomeni abusivi, ecco, sostanzialmente questo lo possiamo dire. Sì, beh, naturalmente quello poteva essere uno dei... e tra l'altro c'era molta attenzione già quando era arrivato il Green Pass in generale per i mezzi pubblici. Da questo punto di vista a Venezia c'erano stati dei controlli, insomma si era attenzionata la situazione. Tra l'altro sempre sul fronte coronavirus devo dire che in queste ultime ore sono arrivate invece delle segnalazioni da parte del sindacato di categoria della CGIL sul fronte alberghiero. Come sapete naturalmente il flusso turistico qui è molto rallentato rispetto a quello che accadeva pre-pandemia, però comunque turisti ce ne sono, anche intercontinentali, non tantissimi, ma americani in giro se ne vedono. Può capitare che qualcuno di loro presenti dei sintomi sospetti, si sottoponga al tampone e risulti positivo. A quel punto la quarantena, non ci sono alternative, deve essere fatta o viene fatta spesso nell'albergo di residenza. Ecco, da questo punto di vista dei sindacati della
di categoria segnalavano che le quarantene, diciamo, che erano fatte in maniera non troppo ligia, come dire, stretta, ecco, per cui hanno mandato diverse ligia, per cui hanno mandato diverse segnalazioni. Comunque lo approfondiremo nel nostro telegiornale di questa sera. Filippo, grazie infinite, grazie a te, buon lavoro, e anche a Sandro Ponchio. Ovviamente tutti i temi veneziani questa sera messi in fila nel telegiornale di Venezia a partire dalle 19. Chiudiamo il collegamento con Filippo parlando di turismo e di questo particolare fenomeno, e ricominciamo dal turismo. Do il benvenuto a Federico Canera, assessore regionale al turismo della regione del Veneto. Buongiorno a Federico Canera. Poi magari mi fa una battuta proprio su questo aspetto delle quarantene in albergo. Union Mare del Veneto, Alessandro Berton, presidente dei balneari del Veneto. Buongiorno Berton, e buongiorno anche a Walter De Cassan, presidente della Federalberghi di Belluno. Come sempre noi monitoriamo tutto il territorio. Buongiorno De Cassan. Buongiorno a tutti. Caner, ecco, cosa ne pensa? Glielo chiedo proprio come reazione a caldo, poi stiamo approfondendo con lo stesso Fois questa segnalazione delle quarantene in albergo di questi stranieri che restano in qualche modo intrappolati sul territorio. Poi in questi giorni noi stiamo trattando anche di tanti veneti e italiani che sono altrove all'estero, magari prigionieri di resort o alberghi, prigionieri tra virgolette. Penso che bisognerebbe chiarire meglio questa situazione, dato che mette in difficoltà non soltanto i turisti ma anche i gestori, quindi gli albergatori, e non solo. Quindi da questo punto di vista bisognerebbe dare maggiore chiarezza sia in entrata e in uscita dei paesi. Io proprio in questi giorni sono stato contattato anche da alcuni nostri connazionali che in questo momento, a torto o a ragione, comunque si trovano all'estero, e anche loro magari sono risultati positivi al test e hanno delle difficoltà a mettersi in contatto anche con la Farnesina per sapere come fare a rientrare in Italia. Quindi su questo la normativa non è ancora chiara, soprattutto le procedure, e mettono in difficoltà, ripeto, sia turisti che albergatori. E questo è uno dei tanti aspetti di questo stranissimo periodo contrassegnato da tante incertezze. De Cassan, ci siamo sentiti l'ultima volta io e lei il 20 di dicembre, lei era collegato da Cortina con gli albergatori della Conca. Come sono andate queste 2 settimane, 2-3 settimane di stagione in montagna, nella montagna bellunese nella fattispecie? Ma alla fin fine sono andate, direi, benino. Non abbiamo avuto quel tutto esaurito che ci aspettavamo, perché purtroppo la questione è andata parecchio in itinere, perché abbiamo avuto delle parziali chiusure di alberghi anche, abbiamo avuto una normativa che si è modificata nel corso di queste ultime 3 settimane. Comunque le feste di Natale sotto certi aspetti si può dire che siano andate benino. Poteva andare meglio, ma poteva anche, se ricordiamo come eravamo messi un anno fa, diciamo che rispetto a un anno fa sono andate molto bene. Ecco, diciamolo. Ma De Cassan, oggi tra l'altro entra in vigore il Super Green Pass anche per gli alberghi. Ci sono già delle ripercussioni? Come vi state comportando, come vi state organizzando sul fronte dei controlli? Cambia qualcosa? Ma di per sé non è che cambi molto, perché finora si controllava il Green Pass base, talvolta anche, magari anche sbadatamente, perché lasciavi l'applicazione sul Green Pass rafforzato e lo controllavi rafforzato. Però purtroppo quello che cambierà sarà sulla questione stranieri, certo. Nel senso, purtroppo non abbiamo una normativa uniforme a livello europeo sulla durata dei Green Pass, su tutte queste situazioni per cui uno straniero non sa se potrà venire con la nostra normativa. Mi riferisco per esempio al caso della Polonia, certo. Che la Polonia
ad oggi ha un Green Pass valido 12 mesi, molti in Polonia hanno fatto il ciclo vaccinale completo di 2 dosi tra agosto e settembre, per noi sono in scadenza a gennaio, per loro è in scadenza ad agosto-settembre di quest'anno, per noi invece scade a fine gennaio. Quindi diciamo che da questo punto di vista ha assolutamente ragione Caner quando dice servirebbe una uniformità delle normative da questo punto di vista, perché altrimenti non se ne esce. Resta il fatto che alla montagna veneta mancherà da qui alle prossime settimane una fetta importante di turisti, soprattutto i turisti dell'est Europa. Possiamo quantificare questa assenza? E poi vado da Caner. Di che percentuali stiamo parlando, De Cassan? Allora, io mi sono fatto un attimo di calcoli. Sul 2019, basandomi sul sito della Regione, quindi dati ufficiali, solo dalla Polonia abbiamo avuto 142.000 presenze in provincia di Belluno. Di queste credo un 60% almeno in inverno. È chiaro che queste 142.000 presenze solo dalla Polonia, non da tutto il resto dell'Est Europa, quindi non abbiamo Repubblica Ceca, Croazia, Slovenia, eccetera, ma mi sono cercato il dato polacco, per cui si ridurranno di parecchio queste 140-142.000 presenze del 2019. E so che da questo punto di vista è già impegnato, ne avevamo parlato venerdì se non sbaglio, l'assessore regionale Caner, perché dice forse è il caso, o mi sbaglio assessore, di prevedere già da ora dei ristori o comunque dei meccanismi che possano ristorare gli operatori del turismo, è così? Sì, guardate, io anche stamattina ho sentito il ministro Garavaglia e ovviamente ho portato un po' la voce dei nostri operatori, quindi delle preoccupazioni che abbiamo in tal senso. Devo anche a dire la verità, essere sincero, ma lo ha detto anche prima De Cassan e apprezzo molto il suo intervento da questo punto di vista, che non possiamo lamentarci più di tanto, perché tutto sommato anche la stagione invernale sta reggendo, soprattutto dicembre, dal primo a Natale la situazione in termini di prenotazione è andata molto bene. Certo è che subito le notizie che abbiamo avuto nel susseguirsi in prossimità del Natale, quindi l'introduzione appunto del Green Pass rafforzato, ma soprattutto il tema della quarantena, ha messo subito in difficoltà gli operatori con disdette che sono arrivate, se vi ricordate c'era il famoso decreto Speranza, e ci ha messo subito in difficoltà, perché ciò che crea problemi è l'incertezza. Ecco, l'incertezza è quella cosa che rende tutti gli operatori economici, li porta in difficoltà nella gestione della propria attività. Ecco, è questo che va evitato. Poi tutti siamo consci del fatto che dobbiamo fare la nostra parte per far sì che questo virus non circoli, però ci vogliono informazioni chiare, determinate, per tempo, in maniera che tutti si organizzino. Questo è il problema di fatto. Allora, la stagione tutto sommato sta anche procedendo bene, però è vero che è un susseguirsi di disdette e di prenotazioni che magari arrivano all'ultimo minuto sulla base anche delle notizie giornalistiche che si hanno, e questo, ripeto, crea incertezza. Quindi di fronte a una situazione di questo tipo è ovvio che noi chiediamo al Ministero non solo che si dia stabilità, ma anche che si mettano già a disposizione delle risorse, perché voglia mai che la situazione precipiti d'un colpo, ci siano almeno delle risorse da dare, così come è stato fatto l'anno scorso per i gestori che vanno in difficoltà. E di farlo, diciamo così, accelerando un po' le procedure, perché l'anno scorso poi i ristori in qualche modo, dipende dalle categorie, sono arrivate, ma sono arrivati con una certa calma, utilizziamo questo termine. Allora, perché c'è anche Alessandro Berton? Perché purtroppo non c'è solo il Covid, non c'è solo l'incertezza derivante dal Covid, ma c'è anche una partita che è strategica per il Veneto, che noi stiamo seguendo da tempo, che è quella delle concessioni balneari. Come sapete si è
messa in qualche modo fine alla diatriba ormai decennale sulla Bolkestein, si va verso la gara, si va verso la liberalizzazione delle spiagge, e da questo punto di vista il Veneto, gli operatori balneari veneti con la Regione hanno un'idea molto precisa. Ricordiamola, Berton, qual è questa idea? Buongiorno a tutti. È chiaro che, come ha evidenziato lei, il turismo veneto, soprattutto per quel che riguarda il comparto balneare, continua ad essere fortemente condizionato dal quadro di incertezza normativo legato alle concessioni demaniali. Come ormai è noto, in Veneto da tempo abbiamo una legge regionale, che è la legge 33, che prevede la possibilità del rilascio di nuove concessioni con degli investimenti, con delle premialità che tengano conto di quelli che sono i punti di riferimento anche contemplati dal piano strategico del turismo regionale, e quindi la sostenibilità ambientale, l'inclusività, l'innovazione tecnologica. È evidente che noi vogliamo continuare da quel punto di vista, e quindi stiamo dialogando da tempo con l'assessore, con la Regione, con la conferenza dei sindaci, per portare delle proposte sul tavolo ministeriale. Gli investimenti fatti fino ad oggi dovranno per forza di cose essere riconosciuti. Il comparto balneare ed imprenditoriale del Veneto non si è mai sottratto da questo punto di vista, e quindi insomma noi guardiamo ai futuri percorsi di evidenza sicuramente con preoccupazione ma con fiducia, perché siamo consapevoli di quella che è la forza di questo comparto, e quindi riteniamo che saremo in grado di dimostrare la nostra forza anche quando saremo chiamati a competere in questi percorsi. È importante che la politica ci aiuti nel riconoscere quello che è stato fatto fino ad oggi, e quindi gli investimenti effettuati sul territorio, il riconoscimento della professionalità, della competenza, del valore aziendale, perché dobbiamo ricordare che le spiagge sono un bene pubblico, sono demanio, ma le aziende che insistono su quel demanio le hanno costruite gli operatori con grandi sacrifici in tanti anni di investimenti fino ad oggi. Ecco, giovedì tra l'altro ci sarà una conferenza dei sindaci del litorale, una partita che va avanti, Berton, che coinvolge gli operatori, le amministrazioni locali e la Regione del Veneto. E non per essere sciovinisti tutt'altro, ma c'è per l'appunto una ricetta, se vogliamo, una via veneta a questa liberalizzazione che in qualche modo, Canera, voi state portando avanti anche a livello nazionale. C'è da dire, Assessore, che non tutte le regioni sono allineate su questo tema. Del resto le spiagge italiane sono diversissime tra di loro. Quelle venete sono appunto le più attrezzate per certi versi, quelle che in qualche modo spiccano sul fronte dell'accoglienza, è così? È assolutamente così. Il panorama non è unico in Italia per quanto riguarda l'approccio a questa materia. Sicuramente ci sono delle diversità da regione a regione, però noi come Veneto ci siamo fatti capofila di questa situazione, intervenendo in conferenza delle regioni grazie anche a una lettera del Presidente Zaia su mia richiesta, proprio per discutere il tema delle concessioni demaniali che, come diceva Berton, per noi sono fondamentali per un comparto che, ricordo, fa quasi la metà del turismo veneto. La costa veneta fa quasi 35 milioni di presenze turistiche su 70 complessive della regione, quindi lei capisce l'importanza che ha questo comparto. Di fronte a questo noi abbiamo inviato una lettera prima al Presidente Fedriga della Conferenza delle Regioni per chiedere un intervento in materia nazionale, con norma nazionale, che vada a specificare i criteri con i quali, visto che c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato, con i quali si vuole andare a gara. Allora, nessuno vuole evitare queste gare per le concessioni demaniali. Per la verità, qualcuno da qualche altra parte in Italia pensa ancora alle proroghe. Noi riteniamo invece che le gare debbano essere fatte, ma mettendo anche in sicurezza i nostri operatori, e quindi dando la possibilità alle regioni e ai comuni di mettere quei paletti che ci consentano, in primis, come prevede la legge 33 regionale, di riconoscere il valore aziendale degli investimenti fatti. Quindi e noi abbiamo
delle aziende che hanno già fatto degli investimenti e nel caso in cui giustamente si vada a gara e subentri un terzo, questi investimenti devono essere riconosciuti. Già questo sarebbe un criterio fondamentale. Ecco, diciamo quindi la linea del Veneto è basta proroghe, ormai non ha più senso andare avanti a suon di proroghe, però cerchiamo di gestire noi la partita e introdurre dei criteri che possano premiare quelle imprese che sono sul territorio e che hanno investito. Sostanzialmente dico bene, questa è la sintesi? Sì, ma perché guardi, l'obiettivo nostro non è quello o del governo, non dovrebbe essere quello di diciamo, acquisire maggiori risorse da una concessione demaniale che viene adatta, ma quello di tutelare chi fa investimenti sul nostro territorio, sulle coste, perché se noi vogliamo aumentare la qualità dei servizi, e questo noi sappiamo essere veramente quel plus in più che le nostre coste possono dare rispetto al turismo internazionale, perché non possiamo fare una concorrenza basata soltanto sul prezzo dell'ombrellone piuttosto che della camera da letto al mare, ma dobbiamo dare dei servizi di qualità. Per far questo dobbiamo avere dei gestori che investano su questo, quindi quei gestori che hanno investito o che intendano farlo successivamente sulle nostre coste vanno premiati. La proposta che noi abbiamo già inviato al Ministero è questa: non solo riconoscere il valore aziendale e il valore degli investimenti fatti, ma anche premiare quelle aziende che intendano investire di più, anche per esempio sulla difesa della costa, perché noi sappiamo che questo è un territorio anche molto sensibile ai cambiamenti climatici e quindi noi dobbiamo anche fare degli interventi conservativi importanti, e abbiamo previsto anche una premialità per quelli concessionari che fanno investimenti di questo tipo. Questa proposta noi l'abbiamo inviata al Ministero. Io, guardate, proprio stamattina ho sentito il Ministro per varie tematiche relative al turismo, abbiamo parlato anche di questa questione. Lui mi ha garantito che a breve dovrebbe arrivare anche una proposta del governo per quanto riguarda le concessioni demaniali, questa norma nazionale che deve essere fatta. Io ho suggerito che questa norma tenga presente le cose che fino ad ora vi ho detto, ma in particolare, in sostanza, per farla breve, che ricalchi un po' quello che la legge 33 del Veneto dice già. Ecco, basterebbe anche copiare, se non tutta, parte di quella legge, con una forza però legislativa di tipo nazionale, perché noi purtroppo su alcuni argomenti non abbiamo competenza. Per esempio, penso al tema della percentuale che deve essere riconosciuta, no, al concessionario uscente per quanto riguarda gli investimenti fatti. Noi purtroppo su questo non possiamo dire niente. E qui deve per forza esprimersi il governo. Nel frattempo, esatto. Berton, però sono aumentati i canoni demaniali dell'8%. Sì, mi lasci dire ad integrazione di quello che diceva poc'anzi l'assessore, che condivido appieno questo intervento, e che il grande senso di responsabilità con cui il Veneto, la costa, gli operatori di Union Mare Veneto hanno reagito, diciamo, all'emanazione della sentenza è quello che distingue la forza di questa regione dal punto di vista turistico rispetto ad altre. Ho parlato di senso di responsabilità perché è evidente che questa era una situazione nota che non poteva più protrarsi, quindi ben vengano le azioni di coordinamento annunciate dall'assessore, e noi da questo punto di vista siamo assolutamente allineati. Lei diceva bene, i canoni sono aumentati, un aumento importante di quasi l'8% che è stato sancito con un decreto legge numero 500 del 14 dicembre, ma vede, il tema anche in questo caso non è tanto l'aumento in termini percentuali, ma è l'imputazione di queste risorse. Cerco di spiegarmi. Il gettito complessivo dei canoni demaniali è poco superiore ai 100 milioni in ambito nazionale, il Veneto corrisponde circa un 15% di queste risorse, in considerazione del fatto che in Veneto abbiamo tendenzialmente pochi concessionari di grande dimensione, significa che paghiamo delle cifre importanti. Ricordiamo ad esempio in Veneto abbiamo il primo concessionario d'Europa che paga oltre 600.000 euro di canone. Ebbene, i concessionari del Veneto paradossalmente sarebbero persino disponibili a pagare qualcosina di più, ma noi vorremmo che queste risorse rimanessero però sul territorio,
perché vede oggi solo una minima parte rimane in regione e il 95% di questo gettito va al governo centrale. Ebbene, se questi denari rimanessero sul territorio e fossero ad esempio impiegati per fare delle opere strategiche di difesa della costa, allora questa sarebbe sicuramente una cosa molto positiva che ci permetterebbe di fare quella pianificazione che oggi non è possibile. Guardi Bertone, quindi... che Caner la sta prendendo in parola adesso. Ma guardi, con l'assessore di queste cose ne abbiamo parlato molte volte. Purtroppo, come diceva l'assessore Caner poc'anzi, questo è un tema non di competenza esclusiva della regione, bisogna interfacciarsi con il governo. La situazione a livello nazionale è frastagliata e le reazioni, ad esempio, anche a questo problema, a questa situazione, sono state differenti tra le varie regioni costiere. Noi ovviamente non siamo contenti di pagare di più, voglio essere molto chiaro, ma quello che ormai è sotto gli occhi di tutti è che se, come diceva l'assessore, le spiagge del sole rappresentano il 50% del primato turistico della nostra regione, autentico motore turistico d'Italia, noi dobbiamo poter mettere in sicurezza queste spiagge e quindi la costa non può essere difesa solo ed esclusivamente dal punto di vista ambientale, ma anche e soprattutto dal punto di vista aziendale, per soprattutto mettere in sicurezza quella grande continuità occupazionale che ogni anno impiega diverse decine di migliaia di lavoratori su tutta la costa. Allora, a proposito di aumenti, aumenta dell'8% il canone del demanio, però aumenta di molto, ma molto di più, la bolletta elettrica, e per gli alberghi, non solo per gli alberghi, per le strutture ricettive, per tutte le imprese è un problema enorme. Per gli alberghi di montagna, De Cassan, penso che questo sia un tema mastodontico. E purtroppo non aumenta, è già aumentata la bolletta elettrica purtroppo, perché già da ottobre-novembre io ho visto un quasi raddoppio della bolletta dell'energia elettrica. Questi naturalmente purtroppo sono costi fissi, è quello il problema, perché dovremmo arrivare a un abbattimento anche per le imprese o una rateizzazione, come viene fatto per le famiglie, per le bollette energetiche, perché sappiamo poi cosa costa riscaldare un albergo in montagna, e un albergo in montagna lo devi tenere caldo anche se ce l'hai vuoto, quindi avremo bisogno, ma oltre a questo c'è un'altra serie di questioni di cui avremo bisogno nell'immediato futuro, perché sì, l'assessore prima ha detto le vacanze di Natale sono andate molto bene. Io toglierei quel molto, lasciamo bene, ma non esageriamo troppo. Sono andate bene, ma non dir molto bene, un pochino bene, esagerato. ma non benissimo, ecco, sostanzialmente. Esattamente. Qui ci sarà bisogno di interventi e spero che il Consiglio dei Ministri di giovedì, con quei 2-3 miliardi che ho letto, ci abbia a disposizione per il settore turismo, ci dia una mano con la questione IMU, con la cassa integrazione che al momento è scaduta, con un'altra moratoria sui mutui, perché qui, signori, usciamo da quasi 4 stagioni di calo continuo di lavoro, di cui una stagione è andata completamente deserta, parliamo della stagione invernale scorsa. Quindi avremo bisogno di interventi anche su questo, oltre su quello delle bollette energetiche, dei costi del gas, del gasolio e compagnia bella. Questo è il tema del rincaro bollette. Tra l'altro sabato una ricerca shock della CGIA di Mestre, 4 miliardi di euro di rincari solo per le imprese venete, una cifra davvero assurda. Concludo con lei, assessore Caner. Questo è un tema, anzi forse questo è il tema in questo preciso momento storico. Tra l'altro dicevamo, oggi pomeriggio la ministra Gelmini a Padova per il piano nazionale di resistenza e di resilienza, ma è inutile fare grande programmazione se poi c'è questo cono di bottiglia del rincaro delle bollette. Assolutamente sì, mi pare che questo sia diciamo nell'agenda politica del governo. Si deve fare di più, hanno dichiarato di essere già intervenuti, altrimenti il rincaro sarebbe stato più elevato.
ahimè non oso pensare a che tipo di rincaro ci sarebbe stato, perché voglio dire, nonostante questo loro intervento, le bollette, come diceva giustamente De Cassan, sono aumentate per tutti, anche per la popolazione, insomma per le famiglie. Abbiamo visto i rincari a livello annuo cosa comportano, ma soprattutto per chi ha delle aziende importanti e fa un uso di energia importante, come sono appunto gli alberghi, in particolare nella zona montana, visto che insomma le condizioni climatiche sono anche più difficili. Questo significa avere dei costi fissi che aumentano di fronte anche a una situazione di incertezza. Quindi su questo noi chiediamo assolutamente un intervento. Quando io prima dicevo che tutto sommato la stagione è andata molto bene, ovviamente è molto bene in relazione alla situazione, non in situazione... Non era un giudizio assoluto. Esatto, bravo, perché giustamente se lo paragoniamo agli anni, al 2019, agli anni precedenti, è ovvio che non è andato bene. Tenendo conto di quella che è la gravità della situazione, tenendo conto anche dell'anno scorso, di come è saltata completamente la stagione, quest'anno ci siamo difesi, insomma si è lavorato, ecco, questo intendevo dire, e per questo noi chiediamo comunque degli interventi a titolo preventivo, in maniera tale da far sì che le aziende che andranno in difficoltà e che comunque hanno fatto degli investimenti, perché guardate, io ricordo che grazie anche ai bandi regionali che la stessa regione negli anni precedenti ha messo a disposizione anche degli alberghi e non solo in area montana, molti albergatori si sono esposti con investimenti sul territorio di adeguamento delle strutture ricettive. Ora di fronte a questo ci si trova in una situazione di lavorare meno e avere appunto i mutui da pagare, gli investimenti da fare, pena la perdita di quella concessione di contributo che la Regione aveva dato. Quindi dobbiamo tener conto anche di questa... Ed evitare che si inneschino dei circoli viziosi da questo punto di vista. Allora, grazie Assessore Caner, grazie a Walter De Cassan della Federalberghi di Belluno e grazie ad Alessandro Berton, con il quale torneremo ad aggiornarci sulla partita, lo ripeto, lo risottolineo, strategica delle spiagge del Veneto. Comunque giovedì ci sarà questa conferenza dei sindaci e poi appunto questo continuo confronto con il governo, perché appunto si vada verso una linea comune che appunto tenga in considerazione la specificità delle spiagge venete. Arrivederci Berton. Sindaco Durighetto, il tema del rincaro dell'energia elettrica, delle tariffe, è un tema per gli amministratori locali, che poi riguarda anche gli stessi municipi, le stesse spese correnti degli edifici comunali. Sì, tra l'altro nel mio caso io seguo anche momentaneamente la delega al bilancio, quindi è un tema che conosco abbastanza bene. E a tutti gli effetti i rincari che purtroppo le famiglie stanno subendo, le attività commerciali e produttive, l'abbiamo appena sentito, rischiano veramente tanto con questi aumenti. Anche per quanto riguarda i municipi ci sono l'aumento del gas e dell'energia elettrica, che poi vanno a incidere sostanzialmente nella possibilità di erogare o no un servizio. Perché se c'è la disponibilità di spesa si dà il servizio, ma se questa viene in parte assorbita dagli aumenti, questo va naturalmente a riflettersi sulla capacità di poter dare risposta. È per questo che torno all'inizio, o siamo in grado di attivare tutta la nostra comunità e quindi fare in modo che ogni cittadino si senta partecipe e protagonista, e quindi quando c'è bisogno di dare una mano è disponibile e lo fa, come nel caso dei miei medici e dei miei infermieri, altrimenti la difficoltà che avrà l'ente sarà quella di continuare a erogare non servizi in più, ma gli stessi servizi standard con risorse ridotte. Dicevo prima, anche l'ordinanza del ministro Speranza di ieri, nella quale si dice trasporto pubblico locale è una cosa e trasporto scolastico è un'altra, per noi è un vantaggio, perché altrimenti avremmo dovuto strutturare con del personale in più a pagamento anche quel tipo di controllo di servizio. Perché il tema, poi il macro tema politico, è che in questo periodo con il PNRR ci stiamo concentrando tanto sulle spese di investimento, ma sulle spese correnti, che sono poi quelle che portano avanti la baracca, ci stiamo concentrando molto meno. Sì, tra l'altro anche sul PNRR, forse perché è stato presentato come, mi viene da dire, la soluzione di tutti i mali, adesso ci si sta veramente concentrando tanto e si sta
cercando di dare vita a tutta una serie di progetti che magari erano rimasti in fieri precedentemente, sperando che col PNRR questi si finanziano. Nella sostanza invece ben vengano incontri come quello di oggi col Ministro, nel quale si fa chiarezza di quali sono le possibilità e di quali anche possono essere le aspettative dei territori, perché sentiamo e continuiamo a sentire che col PNRR andremo a risolvere tutta una serie di situazioni. A me, scusatemi il francesismo, ma a volte sembra un po' il gioco di bussolotti. Stia spostando questa partita sotto varie forme per cercare di dare risposta a tutti, ma poi nella sostanza l'entità economica che potrà arrivare nel territorio nostro di quant'è? È su questo che si basa il tutto. Io avevo avuto modo Quindi anche... lei si presenterebbe oggi pomeriggio dalla Gelmini con una bella calcolatrice in mano. Sì, esatto. È bene che no, anche resti a zero branco. Quando mi sono confrontato col sindaco Conte rispetto al tema della Grande Treviso, abbiamo anche accennato a queste possibilità, anche perché ricordo che tutti i progetti che verranno finanziati dal PNRR dovranno essere pronti, se non essere già pronti ad oggi, quindi attenzione nel pianificare interventi futuri o futuribili quando in realtà le disponibilità eventuali sarebbero prossime, quindi anche su questo punto di vista c'è un tema dei tempi. Ecco, allora ci lasciamo adesso con questo suo monito e ci aggiorneremo presto su questo, poi lei tira in ballo il progetto della Grande Treviso e anche su questo faremo un approfondimento. Grazie Sindaco Luca Durighetto, Sindaco di Zero Branco, buon lavoro ovviamente. Sono già in attesa e li saluto e li ringrazio gli ospiti del blocco successivo, perché i temi, lo vedete, sono tantissimi. Raffaele Baratto di Coraggio Italia, deputato, poi c'è anche Emanuele Crosato di Forza Italia, buongiorno intanto Crosato, e Guido Rizzo di Fratelli d'Italia di Castelfranco, buongiorno Rizzo. Tanti temi, ci raggiunge anche Michela Anieri del Partito Democratico qui in studio e poi ovviamente dal Quirinale alla DAD gli argomenti non mancheranno. Adesso il meteo, a fra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Venti freddi sull'Italia, sul nostro territorio la situazione meteorologica sarà tutto sommato tranquilla. Vediamo il dettaglio di lunedì 10 gennaio. Sul Veneto inizio di settimana asciutto e stabile, la tendenza evidenzia un ampio soleggiamento un po' su tutte le province, qualche nube alta di passaggio ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime piuttosto fredde, comprese tra -8 e 0 gradi, massime invece tra i 5 e i 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione. Anche qui prevale il sole e il cielo sereno e sgombro da nubi. Temperature minime tra -3 e 2 gradi, massime sui 6-8 gradi. Nessuna novità di rilievo sul Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento dappertutto, locali nevicate a bassa quota sui confini alpini più settentrionali. Temperature minime intorno a -3, -1 grado, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo in diretta, avete visto i temi sono tanti anche oggi, non potrebbe essere altrimenti vista la ripartenza delle scuole, il dibattito a livello nazionale sulla DAD, su questo rientro controverso, il braccio di ferro tra esecutivo Draghi e regioni, soprattutto alcune regioni come per esempio la campagna di Vincenzo De Luca. Oggi scattano le nuove misure, il Super Green Pass per andare in
albergo, in palestra, in piscina, ma anche per salire sui pullman, con la deroga per il trasporto scolastico dedicato, nonostante anche qui il punto non sia del tutto chiaro. Ne abbiamo parlato con il presidente della MOM Colladon, ne abbiamo parlato collegandoci con Venezia e quant'altro. Alle 16 a Padova arriva il ministro Gelmini, parlerà del piano nazionale di ripartenza e di resilienza. È la prima a livello nazionale, incontrerà, lo abbiamo capito dalla nostra Chiara Gaiani, incontrerà prima il sindaco di Treviso Mario Conte, rappresentante dell'ANCI. Sul tavolo c'è anche tutta la questione dei fondi per la rigenerazione urbana. Abbiamo parlato con l'assessore Lanzarina, l'assessore alla sanità. Si va avanti ovviamente sul fronte delle vaccinazioni, problemi crescenti ci sono invece su quello dei tamponi, con un contact tracing sempre più in difficoltà. Do di nuovo il benvenuto a Raffaele Baratto, lo vedo deputato di Coraggio Italia. Buongiorno a Baratto. Guido Rizzo, Fratelli d'Italia, capogruppo di Fratelli d'Italia a Castelfranco. Qui invece Emanuele Crosato di Forza Italia e Michela Neri, che è appunto consigliere comunale del Partito Democratico a Casugana, a Treviso, qui in studio. Buongiorno e bentrovati a tutti e quattro. Allora, io partirei con le immagini che hanno fatto il giro della regione, non solo, del danneggiamento del raid vandalico che si è registrato nella notte tra sabato e domenica al Covid Point di Dosson di Casier, dove è entrata in azione forse una banda, di certo non una sola persona, perché i danni sono stati ingenti. Hanno preso a sassate o comunque distrutto le vetrate del container adibito ad accettazione del Covid Point, hanno preso le transenne, tante transenne, anche pesanti, le hanno buttate in un fosso vicino, hanno poi anche rubato o comunque nascosto, non si sono più ritrovate i cartelli, la segnaletica stradale che indicava il Covid Point. Sul posto i carabinieri, i vigilanti, il sindaco di Casier Renzo Cararetto. Resta il fatto che si tratta dell'ennesimo raid vandalico ai danni di un Covid Point o di un Vax Point. Si indaga, c'è anche la pista Novax. Lei, Nieri, come si spiega questo fenomeno che in questo periodo sta interessando numerose strutture nella Marca Trevigiana e non solo? Difficile spiegarselo, nel senso che sicuramente molte persone pensano che siano i Novax a fare queste, queste cose un po' dimostrative. In realtà, finché non si sa, non si può dire. Potrebbero essere anche dei ragazzi, dei vandali, certo, semplicemente che, approfittando della situazione, cercano di creare disagio. Resta il fatto che comunque raid vandalici sono sempre più frequenti per certi versi. Anche ieri parlavamo di questo leone a Porta San Tommaso imbrattato. C'è chi tira in ballo anche il disagio giovanile dell'ultimo periodo, che secondo me forse sarebbe la pista, per me forse quella da seguire, nel senso che c'è un disagio che si tocca proprio rispetto ai giovani, anche per la mancanza probabilmente di socialità e anche il periodo storico che stiamo vivendo, che per quanto si cerchi di tornare alla normalità è particolarmente difficile, e psicologicamente secondo me per un ragazzino dai 17 ai 25 anni è difficile affrontare questo momento, e alcuni ragazzi probabilmente purtroppo non riescono a restare all'interno delle regole e cercano di dimostrare qualcosa ponendo in essere questi atti. Quindi diciamo la pista Novax non la convince, diciamo che le indagini sono in corso, sì, si cerca di capire. Lasciamo all'autorità. Certo, ecco, è un po' una fotografia della tensione dell'ultimo periodo, che poi si articola in varie maniere. Onorevole Baratto, lei
non solo da deputato ma da sindaco, sindaco storico di Pederoba, non è più sindaco ma insomma da amministratore del territorio. Che effetto le fanno le immagini di questi Covid point presi a sassate, di questi raid vandalici? Come se li spiega? Guardi, grazie, credo che questo non servono neanche commenti guardando le immagini, anche perché sono atti vandalici davvero vergognosi, perché ricordando le varie associazioni degli alpini, mi viene in mente la Protezione Civile, i Rotary, tutti quanti che stanno dando una mano a gestire questi Covid point, che poi purtroppo non so neanche come definirli, si permettono di fare questi atti vandalici. Credo che davvero non ci siano nessun tipo, non si possa fare nessun tipo di commento, se non dire che sono davvero della gente delinquente, perché in un momento drammatico come questo un minimo rispetto. È come chi si permette di andare nei pronti soccorsi o negli ospedali, insultare infermieri, chi è giorno e notte in prima linea a combattere purtroppo questo dramma, che è un dramma di fatto che non si vede ancora alla fine. Allora io credo che davvero bisogna guardare avanti e collaborare tutti quanti insieme e cercare davvero di isolare, come credo non ci sia motivo neanche di dirlo, perché credo che su questo siamo tutti d'accordo, questa gentaglia che davvero non merita neanche una definizione. Per cui io credo che bisogna guardare avanti, cercare di portare avanti la questione e dare una mano più possibile a queste strutture e informare più possibile la gente e secondo, per quanto mi riguarda, io lo dico, questo è un mio pensiero, di sensibilizzare il più possibile verso la vaccinazione per cercare prima possibile di uscire da questo tunnel. Guido Rizzo, ecco, anche lei è amministratore locale a Castelfranco, capogruppo di Fratelli d'Italia. È una questione di educazione civica o c'è dell'altro in questi gesti abbastanza eclatanti? Buongiorno a tutti intanto. No, io credo che qui parliamo di criminali, ecco. Io penso che nel momento in cui avvengono gesti di questo tipo, poi la magistratura farà il suo corso e ci dirà come sono andate veramente le cose, ma gesti di questo tipo sono assolutamente ingiustificabili. Io non li metterei neanche all'interno di una diatriba sì-vax, no-vax. Qui stiamo parlando di persone che hanno scelto di danneggiare la cosa pubblica e in questo senso sicuramente manca un aspetto di tipo civico, lo stiamo perdendo un po' quello che può essere il riferimento di tipo civico nel rispettare la cosa pubblica come la cosa di tutti. Io credo che il tema anche della situazione del disagio giovanile possa essere una tematica, ma in questo senso il disagio giovanile lo riscontriamo su aspetti anche più dettagliati e più semplici. Atti di questo tipo sono da condannare senza se e senza ma, ci possono sicuramente far nascere degli interrogativi su che tipo di probabilmente educazione civica stiamo dando ai nostri giovani, però non posso che dire che deve partire da parte di tutte le forze politiche e dei media una condanna forte, e spero che queste persone vengano trovate, riconosciute e soprattutto che ancora di più, se sono giovani, possano ripagare i danni che hanno fatto. Quindi lei è per la linea dura, diciamo. Quindi è una questione, insomma, mi pare che nessuno di voi sia convinto della pista Novax, però appunto che ci sia un disagio che serpeggia soprattutto nella fascia più giovane, questo è evidente e probabilmente a questo si arriva anche dopo 2 anni difficili, no? Che hanno visto i nostri ragazzi alle prese con didattica a distanza, con tutto quello che ci stiamo dicendo. Tra l'altro oggi è una giornata anche importante, si ritorna in
in classe. È un riavvio particolarmente difficile, contrassegnato da tante incognite, e su questo verte il sondaggio di questa sera a Ring. Noi stiamo chiedendo a tutti, sostanzialmente ai nostri telespettatori, stanno arrivando migliaia di telefonate. Scuole, era giusto chiudere? Quindi i numeri per intervenire sono quelli che vedete in sovraimpressione: sì 0422 1626 691, no 0422 1626 690. Crosato, era giusto chiudere? Il periodo in cui c'era l'organizzazione della DAD, specie per quelle scuole secondarie, ho pensato subito che stavamo creando un mostro che poi si è verificato, quindi molto probabilmente è meglio continuare in presenza e in sicurezza fin quando è possibile. Adesso comunque ci sono stati dati dei protocolli per le scuole, per quanto difficili da capire in applicazione, però almeno abbiamo degli strumenti, e questo è importante poi anche per riuscire a evitare l'isolamento per i ragazzi. Io ricordo sempre che l'anno scorso abbiamo fatto come Protezione Civile qualsiasi cosa per evitare proprio anche l'isolamento, quindi andare a dismettere le strutture scolastiche, informatiche, per poterle dare a chi in quel momento non aveva strumenti. Siamo a un anno di differenza, stiamo cominciando e abbiamo cominciato una certa quotidianità anche con questo virus, e quindi è importante mantenere gli studenti a scuola con degli ordini. Ad esempio, quando c'è il primo caso si va a fare i tamponi, o comunque si mantiene la mascherina FP2 e quant'altro. Quindi anche leggendo i regolamenti, ripeto, per quanto difficili, sono applicabili, e poi c'è comunque la volontà di evitare l'isolamento. Quindi lei voterebbe no? Lei vota no? Secondo me ha fatto benissimo il Presidente Zaia ad evitare, anche perché ricordo che attualmente, ad oggi, sono 1/3 le scuole in Italia, le classi per numero chiuse. Quindi vado a memoria, la Sicilia sicuramente ha slittato, poi c'è la Puglia che ha slittato anche la Puglia, la Campania addirittura ha slittato di un mese, quindi secondo me ha fatto bene il Presidente Zaia ad evitare la chiusura delle scuole, quindi evitare per quanto possibile. Presidente Zaia, che comunque sta chiedendo al CTS di esprimersi in via, diciamo così, definitiva sulla questione, perché è chiaro che in questo momento servirebbe forse una presa di posizione più netta da parte del mondo scientifico. Nieri, lei che cosa risponde a questa domanda? Sì, no? Una domanda difficile, io invece probabilmente stasera voterei sì, nel senso che è un momento molto particolare, c'è la salute di mezzo. E anche per quanto io sia favorevole, cioè io ritenga che i ragazzi debbano socializzare, probabilmente io in questo momento non le vedo in sicurezza le scuole. Parlo con tanti insegnanti, ho tante amiche tra l'altro insegnanti, ed è veramente sì, c'è troppa confusione, per cui forse chiuderle un attimo, aspettare questo mese che è anche il più freddo, è anche il mese dove il virus forse si propaga con più facilità, e magari, non so, fare un recupero estivo, oppure, non so, organizzare le classi in maniera diversa, non so, dimezzarle, fare dei corsi pomeridiani. Insomma, avevamo un po' di tempo per pensare l'anno scorso a quello che avremmo potuto fare quest'anno. Mentre ogni volta un po' come la prima volta. Sì, corriamo un po', siamo sempre un po' in ritardo, secondo me, però ovviamente è una situazione difficile, quindi nessuna colpa. Baratto, lei invece che cosa ne pensa? Che cosa risponderebbe al nostro sondaggio? No, io credo che, l'ho già detto, che sia giusto quello che è stato fatto, anche perché la scuola in presenza dei nostri ragazzi, che hanno già perso moltissimo tempo, mi sembra più di 1 anno e mezzo, tra l'altro la difficoltà è su certi territori della DAD, che purtroppo c'è, per cui le conseguenze del Covid sulla didattica sono state
devastanti in certi casi. L'hanno detto anche sia molti presidi che molti insegnanti. Figliuolo ieri l'ha dichiarato, credo che la scuola, se seguita in maniera corretta, sia un luogo sicuro. Più che la scuola sono i trasporti il problema, è quello purtroppo bisogna vedere pian pianino come risolverli, oltre che in questo caso anche per altri casi, però credo che quella decisione che è stata fatta vada nel verso giusto. Chiaramente con tanta attenzione, le regole ci sono, vanno assolutamente seguite, ma credo che la presenza sia assolutamente fondamentale. Quello di aspettare un mese e mezzo, cosa magari alle altre, e anche il ragionamento di spostare all'estivo. Abbiamo visto che già l'anno scorso con le problematiche non si è potuto farlo, che erano molto più gravi di quest'anno, per cui credo che questo che è stato fatto vada per la giusta direzione. Collaboriamo tutti quanti senza fare differenza, almeno dimostrando in questo caso di essere tutti uniti, cercando di portare avanti questa situazione delle scuole, che sappiamo che è la cosa più importante per tutti noi. E Rizzo, Castelfranco stamattina c'è stata un'importante inaugurazione, ne parleremo questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Lei che cosa risponde al nostro sondaggio? Essenzialmente io sono dell'idea del nostro governatore, cioè dovrebbe essere CTS a darci una risposta convincente. Io, se mi chiede un parere personale, penso che sia stato giusto iniziare le scuole, quantomeno per un supporto alle famiglie, ai lavoratori che obiettivamente già con i tanti problemi che ci sono in essere avrebbero avuto un ulteriore problema a gestire gli alunni a casa. Però mi preme anche girare un po' la questione, nel senso che proprio oggi ho avuto l'occasione di parlare con alcuni presidi qui di Castelfranco, ed è evidente come purtroppo i presidi, gli istituti siano stati e siano tuttora lasciati soli ad avere una gestione di quella che è la situazione pandemica all'interno della scuola, che non compete a loro. E questo purtroppo deriva dal fatto che il governo si è focalizzato sul Green Pass, su tutte le varie tipologie di Green Pass che ormai abbiamo imparato a conoscere, ma con pochissimo aiuto al mondo della scuola, anche al mondo della mobilità. Prima ne avete parlato con Mom, e questo purtroppo è un problema che non si può negare. In questo momento i presidi si apprestano ad avere delle situazioni di problematicità che loro non sanno, o comunque dovranno risolvere via via, e forse questo è il vero tema: aver fatto iniziare l'anno senza aver dato delle corrette linee guida ai presidi delle nostre scuole. O comunque delle linee guida talvolta criptiche, insomma, questo anche c'è da sottolineare, nel senso Nieri è avvocato, è legale, quindi sa bene quanto un'ordinanza criptica possa creare maggiori problemi, o no? Confusione, l'interpretazione, sempre quello il problema. Per quello che dico, avevamo del tempo e forse è stato un po' sottovalutato. Secondo me non si aspettavano nuovamente, o forse se lo aspettavano un anno. Sì, diciamo che in un anno potevano giustamente dare delle linee guida più serie, meno soggette a interpretazione personale, e soprattutto potevano organizzarsi affinché una classe di 30 ragazzi, e per quanto sono sicura che i ragazzi stiano attenti, gli insegnanti stiano attenti, però 5-6 ore in classe, nella stessa stanza, insomma è difficile evitarlo il virus. Diciamo che a metà settimana capiremo un po' che aria tira, perché durante le festività natalizie, ne parlavamo anche con l'assessore Lanzarin, le quarantene, gli isolamenti si sono azzerati per forza di cose. Oggi, diciamo così, siamo di fronte a una pagina bianca, però appunto lo scopriremo solo vivendo, citando una canzone famosa. Facciamo così, abbiamo qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo e ripartiamo proprio dai temi di giornata fra poco.
Di nuovo in diretta con Michela Nieri, consigliere comunale a Treviso del Partito Democratico, collegati Raffaele Baratto, Coraggio Italia, Emanuele Crosato, Forza Italia e Guido Rizzo, Fratelli d'Italia. Troppa Italia e mi sono un attimo confuso, chiedo perdono. Allora, dicevamo, oggi entrano in vigore queste nuove regole sul Super Green Pass, quindi per accedere negli alberghi, andare in palestra, piscina, serve o essere vaccinati o guariti dal virus. Serve anche per salire sui pullman, c'è la deroga al trasporto scolastico dedicato, ma per tutti quelli che non vanno a scuola serve il Super Green Pass. Aggiungiamo poi quanto deciso nei giorni scorsi dal governo, questo obbligo vaccinale generalizzato per gli over 50, che per i lavoratori over 50 si traduce dal 15 di febbraio nell'obbligo di Super Green Pass. Abbiamo chiesto ai trevigiani che cosa ne pensano e queste sono le loro reazioni. Arrivano. Sì, ragazzi, un appello brevissimo e rapido per vedere se siamo entrati. Perfetto, vai Giulia. No. Inizio col dire che sono due personaggi. L'obbligatorietà nell'ambito vaccini non la vedo una cosa molto illuminata. Sull'obbligatorietà è difficile decidere, perché chi non vuole farlo non lo fa neanche con l'obbligo, troverà i suoi escamotage per non farlo. È giusto per tutti, se serve per la salute di tutti, insomma direi proprio di sì. Giustissimo, anzi per tutti quanti, è giusto per tutti. Con il vaccino sono d'accordo perfettamente, la terza dose, tutto sono d'accordo, li ho fatti, ma l'obbligo no. Sì, giustissimo, non vedo controindicazioni, diciamo, anzi, a maggior ragione, ecco. Queste alcune reazioni, come vedete l'opinione pubblica si divide e di conseguenza si divide anche la politica, forse è vero il contrario, dividendosi la politica si divide l'opinione pubblica, è sempre un nodo gordiano questo. È giusto questo obbligo vaccinale per gli over 50, Nieri? Io personalmente sono contraria all'obbligo vaccinale. Mi sono vaccinato, ho fatto anche la... Nonostante sia del Partito Democratico, sì, perché il Partito Democratico... Sì. Però secondo me obbligare delle persone quando si parla di salute non porterà a nulla, perché come si sa, chi ha paura davvero, chi non crede nel vaccino non si vaccinerà. Sarà ancora più difficile a quel punto, perché ci sarà ancora più confusione, si creeranno sarà ancora più forte la divisione tra Novax e i vaccinati, e già adesso c'è un conflitto, si sente proprio nelle persone che c'è questo astio tra vaccinati e non vaccinati. E di tensioni ne parlavamo prima, insomma. E queste tensioni non portano a nulla di buono. Bisognerebbe spiegare, per esempio io mi chiedo perché quando danno le notizie sulle terapie intensive non spiegano, non dicono i numeri, tipo su 12 persone 10 sono non vaccinate, 2 vaccinate. Solitamente danno il numero totale e bisogna andare a cercare, invece il telegiornale dovrebbe dire quanti Novax e quanti vaccinati. Diciamo che la percentuale adesso di Novax è sull'80% mediamente. Lei dice però bisognerebbe dare... Però se ogni sera, io almeno se non fossi vaccinata, sentissi che i numeri, probabilmente me ne farei una ragione. Invece non sentendo niente, anche i non vaccinati continuano, io cerco di parlare, cerco di convincere a vaccinarsi, mi dicono ah no perché tu non senti i numeri, e in realtà sono tutti vaccinati, quelli in terapia intensiva, invece cercando di essere un po' più chiari. Più forse... chiari e ripetita Juvent, sì. Diciamo. E Baratto, Coraggio Italia sostiene il governo e il governo ha introdotto questo obbligo vaccinale per gli over 50. Sappiamo altresì che è una mediazione, qualcuno potrebbe dire un compromesso tra le forze politiche azioniste di questa maggioranza. Le chiedo, è la strada giusta? Si poteva fare di più? Noi partiamo dal Green Pass qualche mese fa e ci ricordiamo anche quello quanto era stato criticato
perché all'inizio c'era chi diceva che era meglio dar subito l'obbligo, chi diceva che il Green Pass era un'imposizione, però alla fine abbiamo visto che altri paesi ci hanno seguiti e qualcun altro ci sta seguendo. Quando si obbliga qualcuno a fare qualcosa è una cosa, è chiaro che diventa una cosa diversa, ma credo che quanto sia stato fatto finora sia andato per il verso giusto. Purtroppo ci sono ancora dei zoccoli duri, se così vogliamo chiamarli, per quanto riguarda la questione dei vaccini. Abbiamo visto anche cosa sta succedendo nelle ultime ore, qualcuno che sta mettendo dei Green Pass falsi, cioè siamo nella follia umana, no? Okay. Anche perché io sono convinto che bisogna procedere per quanto riguarda la vaccinazione il più possibile, anche perché ci ricordiamo tutti un anno fa come eravamo messi, i morti erano quanti erano di più, le terapie intensive purtroppo come eravamo messi, e tutt'oggi purtroppo non siamo messi bene, perché a causa di chi magari insiste su quella strada abbiamo gli ospedali intasati, perché quello è il problema, perché se non avessimo il problema degli ospedali magari il problema sarebbe molto minore, ma perché? Perché certe cure che purtroppo dei tumori a qualsiasi, oggi ci sono dei pazienti che purtroppo non possono essere curati su delle problematiche che magari hanno bisogno di urgenza, e purtroppo oggi aspettano da qualche mese, chi purtroppo da più di qualche mese, magari per qualcuno che insiste per quella strada. Ecco, io credo che bisogna proseguire per quanto riguarda su quella strada della vaccinazione, perché oggi sta dimostrando, e sono i numeri che parlano, che è l'unica strada che ci può portare fuori, ma dalla problematica dell'intasamento degli ospedali e delle terapie intensive, anche per poter curare chi non ha il problema del Covid, ma ha altri problemi che sono addirittura alle volte anche più gravi. Ecco, vediamo i dati, li rivediamo perché è giusto. Questi sono i dati ospedalieri, 1592 posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di area non critica, quindi pneumologie, malattie infettive, medicine Covid e quant'altro, 215 i posti letto occupati invece nelle terapie intensive. Questi sono i dati del bollettino di Azienda Zero con la Regione del Veneto, li abbiamo commentati con l'assessore Lanzarin. Nieri dice a questo 215, non so se possiamo rimostrare il bollettino, sarebbe da aggiungere, lei dice Nieri, proprio il distinguo, sì, quindi di questi quanti sono Novax o comunque non vaccinati, Novax forse sì, il termine è scorretto, e chi invece ha il vaccino, e magari poi una sottodistinzione: prima dose, seconda dose e terza dose. Sappiamo però che insomma sono l'80%, ma questo potrebbe aiutare. Rizzo, sull'obbligo vaccinale per gli over 50. Fratelli d'Italia è tendenzialmente contraria all'obbligo vaccinale, ma poi ci sono delle posizioni diversificate anche all'interno del partito meloniano. Lei che cosa ne pensa, Rizzo? Allora, io chiaramente, forse per me, sarei per una scelta più alla Boris Johnson, perciò io personalmente reputo che il convincimento, come ha parlato anche l'esponente del Partito Democratico, sia alla base di quella che dovrebbe essere la nostra filosofia di comunicazione col cittadino. Detto questo, mi stupisce che siano contro l'obbligo quando fondamentalmente il Green Pass, per come è stato strutturato nel corso degli ultimi mesi, non è che un obbligo surrettizio. Io non vedo come quale obbligo peggiore ci possa essere di vietare a una persona di andare a lavorare sostanzialmente. E allora dico che se la linea è quella del Green Pass, allora deve avere il governo il coraggio di mettere l'obbligo, e neanche un obbligo come quello che è stato messo adesso, ma un obbligo anche più sostanzioso, perché è solo se si crede che attraverso il Green Pass e attraverso questo tipo di soluzione sia l'unica soluzione possibile, deve essere messo un obbligo, ma il governo non lo vuole mettere perché ha
paura di doversi trovare a che fare con gli eventi avversi. Noi come parlamentari, i parlamentari di Fratelli d'Italia, hanno fatto una richiesta di inserire un fondo da 1 miliardo per finanziare gli eventi avversi, e il fatto che questo fondo non sia stato inserito va ancora di più a fomentare tutta quella frangia di Novax, perché poi anche su questo ha fatto bene a fare questa distinzione. I Novax in Italia non sono il 20%, non sono mai stati il 20%, sono una frangia da 3%. Il 20%, il 15% di persone che non si vaccinano in questo momento sono persone spaventate, sono persone che bisogna coinvolgere e cercare di convincere, non sono i fondamentalisti. Ecco, invece i fondamentalisti, che poi chiaramente fomentano questa cosa, li ulteriormente galvanizziamo dal fatto che, non essendoci una scelta coordinata, sicura del governo, si galvanizzano del fatto di dire che questa soluzione non è... Diciamo che una normativa troppo frastagliata, che è quella che stiamo vedendo, non aiuta nel discernimento, questo è un po' il fatto. E Crosato, anche Forza Italia è per l'obbligo vaccinale, più volte si è esposto per esempio il ministro Brunetta, forse uno tra i primi a propendere per l'obbligo vaccinale è stato il liberalista ante litteram Berlusconi. Qual è la sua posizione? Io trovo irrazionale il non volersi vaccinare, al di là della parola obbligo. Lei sa che io sono un profondo liberale, quindi trovo sempre difficile utilizzare questa parola, però veramente vorrei tornare a un anno fa, quando praticamente c'era la difficoltà nell'appropinguamento delle dosi, e quanto era la nostra speranza riuscire a dare ad ogni cittadino la propria dose. Adesso che abbiamo finalmente abbiamo questa formula per riuscire assieme ad altre a riuscire a mantenere il contenimento del virus, non vedo perché non debba essere utilizzato. È vero, secondo me quel 10%, perché ad oggi guardavo i dati over 12, siamo con almeno una dose, abbiamo superato di poco il 90% in Italia, quindi quella piccola percentuale comunque è di persone che devono essere consigliate, che devono, è veramente la mia idea è sempre quella di riuscire a parlare con i medici e anche a raffigurare i propri dubbi e le proprie paure, di affidarsi a chi effettivamente sa le cose e riesce a dare informazione certa. E ancora una volta mi sento di ringraziare la vostra emittente e tutto quel sistema di comunicazione che discende quello che sono fake news da quelle che sono invece le verità vere e le notizie che riusciamo. Quindi lei, Crosato, dice bisogna vaccinarsi, insomma, non sono un liberale, sì, ma guarda, da amministratore lei sa che io giro sempre i punti vaccinali, l'ho fatto prima quando avevo responsabilità di protezione civile, l'ho fatto anche questa settimana, sono andato al centro di Ormelle, che è una casa di riposo, e lì sono stato avvicinato da un anziano che aveva il timore di non riuscire a vaccinarsi, quindi proprio il contrario. Quindi vedendo questa persona io veramente non riesco a capire come faccia una persona a non vaccinarsi. Chiarissimo. Poi collegato a questo c'è tutto il macro tema delle vaccinazioni in fascia pediatrica, perché se poi l'obbligo vaccinale per gli over 50 fa discutere, diciamo che le vaccinazioni rivolte ai bambini ancora di più per certi versi. Ieri abbiamo comunque visto il successo anche registrato dall'Open Day della Regione Veneto, dedicato appunto alla fascia tra i 5 e gli 11 anni, ma qui apriremo un altro capitolo e vorrei ci fossero anche degli esponenti scientifici, perché poi il dibattito politico va bene, ma di fronte a tematiche forse sensibili deve un attimo arrestarsi, mentre eminentemente politico è il dibattito sul Quirinale. Quindi diciamo che questa discussione che abbiamo visto e anche queste posizioni differenziate fra
alleati di governo, fra alleati anche della stessa coalizione, Fratelli d'Italia, Forza Italia. Avete sentito, Rizzo e Crosato hanno due visioni diametralmente opposte sull'obbligo vaccinale. Vi chiedo, e non è una provocazione, avrete una visione unitaria invece come centrodestra nell'elezione del Presidente della Repubblica? Perché stavolta, per la prima volta forse nella storia repubblicana, la golden share ce l'ha in mano il centrodestra. E poi mi interessa molto l'opinione di Baratto, ovviamente, visto che lui dovrà poi votare materialmente il nuovo Presidente della Repubblica. Quindi, Crosato, velocissimamente, secondo lei Forza Italia troverà la quadra con Fratelli d'Italia e il nome di Berlusconi è un nome credibile o è stato buttato là per vedere l'effetto che fa? No, assolutamente, credo che la quadra l'abbiano già trovata, è da settimane che vediamo le dichiarazioni sia del leader della Lega e sia del leader di Fratelli d'Italia, tra cui ci sono stati vari incontri, quindi mi fido moltissimo dei nostri alleati che si sono sempre dimostrati fedeli, soprattutto in questo momento in cui c'è la necessità di continuare l'azione, da una parte l'azione di governo e quella di raggiungere il miglior Presidente della Repubblica possibile. Che per lei quindi resta Silvio Berlusconi? Io sogno il Dream Team, quindi al governo Draghi che continui la sua attività. Io ricordo che abbiamo 222 miliardi da spendere, di cui un terzo, oltre a un terzo a prestito, quindi molto di più di tutti gli altri stati europei. Quindi Draghi al governo. E il nostro Presidente Berlusconi con quella anche necessità di avere un leader fortemente internazionale in questo momento. Dream Team, dice Crosato. Rizzo, anche per lei la squadra dei sogni questo? Il tandem Berlusconi-Draghi? Guardi, io ovviamente è una cosa che non compete a me, ma io ho molta fiducia in Giorgia Meloni, nel nostro coordinatore senatore Luca De Carlo, in tutti i parlamentari di Fratelli d'Italia, e sono sicuro che sapranno fare la scelta giusta. Se le chiedo, il mio parere personale è che chiaramente la nostra preferenza dovrebbe andare a un candidato di centrodestra, dopodiché le do anche una mia personale provocazione, è che se Draghi al Quirinale significa elezioni subito, allora viva Draghi. Quindi lei è molto strumentale in questo sostanzialmente, quindi Berlusconi non la entusiasma, o sbaglio? No, ma guardi, non voglio dire nulla a riguardo, ripeto, la nostra preferenza è sicuramente quello candidato di centrodestra, dopodiché ci sono le personalità che a Roma sapranno sicuramente fare la scelta giusta. Ecco, prima di chiedere a Baratto vorrei farvi sentire le dichiarazioni di ieri, l'ultimo leader a essersi espresso in merito in ordine di tempo di Matteo Salvini, che dà un po' la rotta al centrodestra. Sentiamo Matteo Salvini. Questo lo leggo sui giornali cosa ho in testa io, però cosa ho in testa io lo so io. E quindi noi stiamo al governo perché fino a che non finisce l'emergenza sanitaria e quella sociale e economica sarà un 2022 molto pesante. Non so se avete notato, i tassi di interesse e le rese sui titoli di Stato sono tornate ai livelli di 2 anni fa. E quindi lo spread sta crescendo, gli interessi stanno crescendo, il costo dell'energia, della luce e del gas sta crescendo, l'inflazione sta crescendo. Non è il momento di fare giochini politici, quindi lascio ad altri i giochini politici. Non con qualunque premio. No, io penso che Draghi debba andare avanti a fare quello che sta facendo. Uno non può abbandonare lavori in corsa. Io non partecipo al totonomi che lascio agli altri, quello per cui lavoro è un'elezione veloce di un esponente del centrodestra. Dopo 30 anni penso che l'alternanza anche al Quirinale faccia bene, quindi sto lavorando riservatamente e dal 24 in poi ne vedremo gli esiti per una scelta rapida, condivisa e di centrodestra. Di Quirinale non aggiungo altro.
Di Quirinale non aggiungo altro perché... Non aggiunge altro Salvini, ma ha già detto abbastanza, o no, Baratto? Davvero un'occasione storica per il centrodestra, perché è da tempo che lo diciamo questo, e l'ho detto anche più qualche volta anche nelle vostre trasmissioni, per cui però è assolutamente importante che sia condiviso, anche perché credo che sia un momento molto molto delicato. Dopodiché, se a 360 gradi si trova tutti quanti una persona che va bene, sicuramente è meglio di tutto. Chiaro che, ripeto, il momento è delicato. Abbiamo un'opportunità storica come centrodestra, ma abbiamo anche un'opportunità storica di soldi che arrivano davvero importanti in questo Paese. Dopodiché dobbiamo stare molto attenti, perché oggi davvero l'inflazione sta schizzando. Oggi purtroppo le imprese stanno avendo delle problematiche non di secondo piano con la questione delle materie prime, che stanno crescendo più ogni mese ma giorno per giorno, per cui credo che il Paese deve stare assolutamente unito, ma soprattutto attento, avere una politica davvero anche sociale con molta attenzione, anche perché alla fine chi ci rimette è sempre il più debole. Per cui io credo che questa davvero sia una questione, l'elezione del Presidente della Repubblica, molto molto importante. Beh, senta Baratto, però tutti... Chiudo, guarda, chiudo il ragionamento. Prego. A elezioni anticipate, credo, ripeto, magari qualcuno può pensare perché io sono parlamentare, ma c'è la mia denuncia ai reati pubblica prima e dopo, per cui prendevo più prima che dopo da parlamentare, per cui non c'è nessun problema, non è il mio problema, e però lo dico, che andare oggi a elezioni anticipate creeremo una rottura del Paese che sarebbe davvero drammatica, per cui io dico che stiamo attenti prima di andare a questo, perché potrebbe essere davvero un problema. Per cui se noi passiamo lo scoglio della Presidenza della Repubblica tenendo in piedi tutto il sistema, almeno fino a elezioni naturali, che tanto manca niente, perché un anno in politica è domani, ok? Ma daremo sicurezza a questo Paese verso gli altri Paesi. Senta Baratto, le faccio la domanda diretta. Lei, da ex esponente autorevolissimo di Forza Italia nella Marca Trevigiana, confluito adesso in Coraggio Italia, che è la formazione di Luigi Brugnaro, se la sentirebbe di appoggiare Berlusconi? Cioè, quello di Berlusconi è un nome spendibile. Tra l'altro la partita si gioca molto al centro, tra Coraggio Italia, Toti, Calenda, Italia Viva. Mi dica la verità. Per quanto mi riguarda, su Berlusconi, anzi, bisogna anche ricordare la storia politica di Berlusconi, soprattutto nella politica estera, quando diceva che di Gheddafi era il male minore, e oggi sta dando ragione a lui; quando diceva che Mubarak era meglio lasciarlo dove era, oggi va data ragione lui; quando diceva che con Putin era meglio dialogare piuttosto di di andare in cerca di fare confusione, oggi dà ragione a lui, la questione del gas e altre questioni. Credo che sia un visionario, lo abbia sempre dimostrato, per cui per quanto mi riguarda non c'è nessun Quindi lei non ha nessuna preclusione? Assolutamente. Assolutamente. Però, ripeto, è una problematica importante e credo vada vista in maniera davvero con attenzione e con la lente di ingrandimento, per non creare davvero un sconquasso, come si dice, a questo Paese che non ne ha assolutamente bisogno, che sta uscendo, perché l'ultimo anno, per quanto riguarda anche il PIL, abbiamo visto che l'Italia sta crescendo in maniera buona, okay? Però dobbiamo tenere, perché se poi cresce anche, sfugge l'inflazione, sicuramente creiamo un altro problema peggio di prima. Quindi lei dice garantiamo la stabilità di governo e troviamo un nome spendibile, e quello di Berlusconi potrebbe essere spendibile. Ok, e allora, grazie Baratto, la sua posizione è molto importante, perché appunto lei voterà, quindi è uno dei 1009 grandi elettori. Nieri, finisco con lei, abbiamo sentito tre esponenti comunque del centrodestra, perché è il centrodestra che si sta in qualche modo
che sta un po' contando su questa elezione, per la prima volta ha in mano la maggioranza, ha in mano i voti. Il PD cosa farà? È disposto a sostenere un rappresentante del centrodestra? Forse non Berlusconi, perché insomma... Quello è il grande problema, che non solo non è credibile, ma avrebbe dell'incredibile portare Berlusconi come Presidente della Repubblica. Detto questo, secondo me sarebbe anche ora il momento che il centrodestra valutasse magari di portare una figura femminile, che insomma siamo nel 2022, sarebbe una cosa buona e giusta a questo punto. La Casellati, facciamo dei nomi. Casellati, beh, io non voto ovviamente, però potrebbe essere un nome già più spendibile secondo me di Berlusconi. Berlusconi secondo me, io ora parlo per me, però non penso che il Partito Democratico potrebbe in assoluto una donna. Io sono per una donna. Ipotesi Casellati, Baratto. Sì. Scusi, non ho capito. E l'ipotesi di Casellati al Quirinale? Sicuramente è una persona che ha dimostrato il suo grande valore, sia di mediazione, ma anche la capacità che ha come Presidente del Senato, che tra l'altro è stata la prima donna, ma credo molto capace, perché oltre che avere una grande esperienza di politica e di amministrazione, credo che sia anche una persona stimata da tutte le parti, per cui per quanto mi riguarda la Casellati è un grandissimo nome, assolutamente. È un nome, quindi donna, veneta, potrebbe essere, ne avevamo parlato anche poco tempo fa con Arturo Lorenzoni, speaker dell'opposizione in Consiglio regionale del Veneto, e non c'era stata una chiusura netta, quindi anche questo è un nome, diciamo. Di certo da qui al 24 di gennaio ne sentiremo delle belle, ne sentiremo un po' di tutti i colori, quindi ci aggiorneremo sicuramente con Raffaele Baratto. Grazie onorevole. Grazie a voi, grazie davvero. Raffaele Baratto, deputato di Coraggio Italia. Emanuele Crosato, Forza Italia, grazie Crosato, grazie anche a Guido Rizzo, capogruppo di Fratelli d'Italia a Castelfranco Veneto, grazie Rizzo, e grazie per essere stata qui fisicamente in studio a Michela Anieri del Partito Democratico di Treviso. Siamo davvero alle battute conclusive e ci lasciamo come sempre con i dati di giornata per quanto riguarda la pandemia. Vi rimostro, questo è il dato delle vaccinazioni che vi stiamo trasmettendo in sovrimpressione. Siamo arrivati a 9.500.000 passa dosi somministrate, quindi la macchina vaccinale, la campagna di immunizzazione va avanti anche velocemente. Ci sono poi i dati di giornata che riguardano per l'appunto il contagio, soltanto un attimo che ve li rimostro, eccoli qua. Ovviamente non dobbiamo guardare al numero complessivo del contagio, che come sapete di domenica è sempre in flessione, ma a quello delle terapie intensive e delle ospedalizzazioni più in generale. Dobbiamo però riscontrare 23 decessi ed è un numero comunque alto, e ne abbiamo parlato con l'assessore Lanzarin. Vi ricordo poi in ultimissima battuta il sondaggio di Ring, questa sera l'esito in studio con Ferdinando Avarino. Scuola era giusto chiudere, sì o no? Mi dicono che veramente i centralini stanno bollendo, per utilizzare un termine abbastanza abusato, e quindi vuol dire che c'è interesse nei confronti di questa tematica e non potrebbe essere altrimenti. E a proposito di Ring vi ricordo gli ospiti in studio con il vice direttore questa sera, Carmela Palumbo, dirigente scolastica della Regione del Veneto, Mario Conte, sindaco di Treviso, che fra poco incontrerà il ministro Gelmini a Padova, Lorenzo Damiano, Novax pentito, la sua storia ve l'abbiamo raccontata in queste settimane, Giacomo Possamai, consigliere regionale del Partito Democratico, e il collega del Corriere del Veneto, Marco Bonet. Permettetemi solo di ringraziare in ultimissima battuta Renato Capoi e Simone Merlo dalla regia. Grazie a tutti voi, rientriamo alle 18:30 come sempre in diretta qui su Antenna 3. Buon proseguimento.